è una città martire, per così dire, rispetto alle altre città del Veneto che pure parteciparono. Ehm, Su Vicenza abbiamo recentemente anche pubblicato un volume per raccontare la resistenza dei vicentini alle truppe, austriache che la assediarono e alla fine la conquistarono. Ma anche Bassano in quei giorni fu coinvolta e anche qui vennero le squadre austriache e, conquistarono, in un certo qual senso, la città. Ehm, Però ci sono molti aspetti che, dovremmo esaminare. E quindi vediamo di iniziare. Si legge? Ecco Antonio, a te la parola. Sopra. Buon pomeriggio a tutti. Io sono onorato di partecipare e di dare il mio contributo in questo convegno in ricordo di Gianberto, perché a lui sono stato legato da 40 anni di amicizia, di collaborazione, di scambi di conoscenze, di suggerimenti e di consigli. Con il mio intervento l'orologio della storia ci riporta agli anni 59-66. Sono gli ultimi del dominio austriaco nel Veneto. Il 2 giugno del 1861 il commissario distrettuale di Bassano informava il delegato provinciale di Vicenza che erano state rinvenute dalla gendarmeria austriaca e dai dragoni estensi, poi spiegheremo chi sono questi dragoni estensi, alcuni cartelli, cito testualmente, portanti delle espressioni antipolitiche che circondate da colori aventi pure allusione politica. E in effetti i cartelli sono quelli che vedete qui: viva la festa nazionale, viva Venezia libera, viva il re galantuomo, viva Vittorio Emanuele II. Ci troviamo di fronte effettivamente ad una contestazione politica e va subito fatta una premessa. Il territorio provinciale era articolato in distretti e in ogni distretto c'era un commissario che aveva l'autorità per gestire l'ordine pubblico e rispondeva direttamente al delegato provinciale. Il delegato provinciale era la massima istituzione governativa, un funzionario politico che agiva proprio in accordo con i commissari distrettuali, ma soprattutto con il commissario superiore di polizia, che aveva sede a Vicenza. Questo episodio, fra l'altro, va subito chiarito. Ho detto 2 giugno 1861 perché? Perché nel novello Regno d'Italia, quello per intenderci che era il risultato della seconda guerra di indipendenza e dell'impresa dei Mille, in questa nuova realtà unitaria era stata istituita la cosiddetta festa dello statuto o dell'unità nazionale. E ovviamente il Veneto e il Mantovano non facevano parte ancora del Regno d'Italia, ma si cercò di festeggiare lo stesso. Di festeggiare lo stesso, ovviamente incontrando poi tutte quelle che potevano essere le conseguenze, dato che il regime del dominio austriaco non permetteva certo
non dava certo la libertà di espressione, soprattutto in campo politico. Si tentò quindi di festeggiare anche fuori del Veneto e soprattutto direi proprio non solo a Mantova, ma anche in quella parte del mantovano che faceva ancora parte del Lombardo-Veneto. Fuochi poi si videro ad esempio ardere sui colli dell'Asolano, a Bassano, dai convenuti al Caffè delle Fosse, non diversamente a Marostica in quel giorno. La stessa sera del 2 giugno si fecero udire in piazza grida di allegrezza, bravi, bene, viva, e subito si scoprì che sul monte del Castello Superiore ardevano dei fuochi di Bengala e ben presto il ritrovamento di un proclama del Comitato Centrale Veneto che invitava la popolazione a celebrare l'unità d'Italia eliminò ogni dubbio. Ricordo che il Comitato Politico Centrale Veneto, vero e proprio centro di organizzazione degli esuli, cioè di quelli che avevano scelto proprio la strada dell'emigrazione, aveva sede a Torino ed era diretto da un noto patriota che era Alberto Cavalletto. A onor del vero, non solo la festa dello statuto. Perché? Perché la manifestazione di dissenso avveniva anche attraverso la diffusione di pezze di stoffa tricolori e di foglietti anti-austriaci. E questo riguarda tutta la realtà provinciale, riguarda Vicenza, ma riguarda Bassano, riguarda Marostica, Schio, Asiago e anche altri centri minori. E il fondo della delegazione provinciale austriaca dell'Archivio di Stato di Vicenza conserva quelli che si possono definire i corpi del reato, coccarde, pezze di stoffa, ma anche fogli con le scritte ad esempio via Beltrame. Via Beltrame, Beltrame Giovan Battista era il commissario superiore di polizia, noto per essere particolarmente attento nell'attività di sorveglianza. Il tricolore faceva paura. Si giunse perfino all'arresto, e c'è tutto un fascicolo al riguardo, di un tale Giuseppe Frescura, accusato di commerciare dei pezzi di sapone speciale, bianco, rosso e verde. E a 9 un garibaldino, Doc, Girolamo Cavazzon, era un cucaro che fabbricava delle pipe, ma con impressa l'immagine di Garibaldi oppure di Vittorio Emanuele II. Anche l'esecuzione di pezzi musicali faceva paura. Ricordo che Luigi Benozzo di Marostica, il 15 agosto, e qui questo signore ebbe veramente un grande coraggio, ebbe l'ardire di suonare l'inno di Garibaldi durante la Santa Messa nel Duomo di Santa Maria Assunta. Potete immaginare le conseguenze. Tutto sommato andò anche bene, perché si fece, diciamo, solo 5 settimane di carcere. Il 26 gennaio del 64 nel cimitero di Cornedo fu rinvenuto un tricolore vicino alla sepoltura di un tal Matteo Rasia, morto il 17 gennaio, quindi alcuni giorni prima, che guarda caso era uno dei vicentini dei Mille. Era stato piantato questo tricolore, non certo casualmente, da ignoti garibaldini. Ho indugiato su questi aspetti, sono delle note curiose, anche colorite, ma che testimoniano una presa di posizione, almeno di una parte della popolazione, che anelava all'unificazione del Veneto al Regno d'Italia. In effetti, dal 59 al 66, l'insofferenza e le inquietudini nei confronti del dominio austriaco aumentarono rispetto agli anni precedenti. E questo riguarda personalità anche colte, molto preparate della società vicentina, ma anche elementi che venivano dagli strati medi della società, dal mondo produttivo, artigianale, commerciale e anche degli strati popolari, urbani. Da una parte quindi abbiamo
il fronte politico anti-austriaco fuori dal Veneto con coloro che avevano scelto la strada dell'emigrazione, e dall'altra abbiamo questo fronte politico anti-austriaco interno. Quindi anche il Vicentino divenne una realtà politicamente più calda, molto più calda del quello che era stato il decennio, ad esempio 49-59, dopo l'epopea del 48. Anche se non possiamo parlare certo di partiti o di movimenti organizzati, molto spesso gli atti di insubordinazione erano anche delle scelte di carattere individuale. Un editto della delegazione provinciale di Vicenza del 21 febbraio del 60, eccolo qua, del 60, contiene l'elenco di 37 individui di Vicenza e provincia che si erano allontanati illegalmente. Veramente la documentazione austriaca usa sempre l'avverbio arbitrariamente. E questa emigrazione illegale era severamente punita perché dava adito a diffide e financo alla confisca dei beni qualora ci fosse stato un reiterato mancato rientro nei territori di residenza. Fra i vicentini della città berica spicca la nota personalità di Valentino, scusate, di Valentino Pasini, patriota che morirà esule poi nel 64 a Torino. Un altro documento del 60 precisa che è esaltato e fanatico, un esule che ha fatto ritorno per grazia sovrana, ma che non ha mai cambiato le sue opinioni, risultando così molto pericoloso. Allora, se noi andiamo ad incrociare i dati, i nomi degli esuli con quelli che compaiono poi anche nelle liste dei sorvegliati speciali e dei combattenti nelle truppe sarde, poi regie e poi in quelle garibaldine, vediamo che furono numerosi gli emigrati illegali che abbracciarono gli ideali della lotta risorgimentale. Guardate, sommando un po' di dati, è significativo il fatto che tra il 60 e il 66 contiamo, unendo più elenchi, ben 632 emigrati clandestini, a dimostrazione delle dimensioni consistenti del fenomeno degli esuli. Un successivo editto della delegazione provinciale del 7 marzo del 60 intimava agli immigrati vicentini di rientrare al proprio domicilio, e fra costoro incontriamo i bassanesi Luigi Caffo e il nobile Gio Battista Compostella. Il Caffo, ricordo, vantava trascorsi risorgimentali, avendo ricoperto la carica di presidente del governo provvisorio bassanese, sorto il 25 marzo del 48. E tra gli esuli emigrati illegalmente ovviamente troviamo anche coloro che hanno militato nei corpi armati, o meglio nelle truppe sarde o nelle bande o orde di Garibaldi. Ricorre spesso il termine dispregiativo di bande e orde per indicare le formazioni garibaldine. Pensate che nel 1864, nel Vicentino, i combattenti nelle truppe sarde e garibaldine risultano essere ben 103, e per la precisione 63 nelle truppe sarde e regie e 40 nelle cosiddette bande di Garibaldi, tutti schedati con nome, cognome, data di nascita, domicilio e grado ricoperto nelle formazioni militari. Ovviamente agli elenchi degli immigrati illegali dobbiamo aggiungere quelli dei sorvegliati speciali, e tra i sorvegliati speciali, ecco le personalità illustri della cultura e della società vicentina: Jacopo Cabianca, Gaetano Costantini, Giuseppe Mosconi, Fedele Lampertico, Mariano Fogazzaro, Sebastiano Tecchio, il grande poeta e scrittore Giacomo Zanella, Don Giovanni Rossi, fratello dell'industriale Alessandro Di Schio, tutti coinvolti nell'epopea del 48.
ben noti alle autorità di polizia austriaca. E a proposito di sospetti e sorvegliati, apro una parentesi, le informazioni ci giungono soprattutto da questo fondo importantissimo, una vera e propria miniera di documenti della delegazione provinciale austriaca dell'Archivio di Stato di Vicenza. Ovviamente poi bisogna anche unire la documentazione del Museo del Risorgimento e della Biblioteca Bertoliana. E oltre alle liste, che interessanti, numerosi fascicoli ci illuminano su questo panorama di personalità, episodi, azioni di insubordinazione, e assai interessanti risultano essere i bollettini, eccoli qua. Beh, questa è l'immagine di Zanella. Questi sono i bollettini politici, ve ne ho portati 2 relativi al 1862. I bollettini politici, cioè come bisogna vedere come era strutturata questa attività di sorveglianza, no? Il commissario superiore di polizia analizzava i singoli bollettini che venivano dai vari distretti, no? I commissari distrettuali redigevano i bollettini e poi li inviavano al delegato provinciale e al commissario superiore di polizia. Trimestralmente il commissario superiore di polizia redigeva un bollettino, diciamo, di sintesi per far capire quello che era il clima politico, lo stato della realtà vicentina in termini di consenso e di dissenso. Ed è interessante perché ci sono alcuni punti, ad esempio spirito pubblico, società segrete, dimostrazioni antipolitiche e sicurezza pubblica, che ci fanno capire chiaramente quella che era la situazione. Ebbene, a proposito, ricordiamo una lista di sospetti e sorvegliati dalla polizia austriaca nel 61 che contiene i nominativi di 70 vicentini giudicati particolarmente pericolosi, e adesso vi dirò quali sono. Visto che siamo a Bassano, iniziamo proprio dai bassanesi. Compaiono i nomi del chirurgo De Bortignon Nicolò, considerato un esaltato politicamente, dell'abate Jacopo Giuseppe Ferrazzi, per espressioni imprudenti in predicazione, del nobile Andrea Antoni Bon, per relazioni con persone pericolose, e di un altro medico chirurgo, un certo Carlo Tedeschi, che mostra avversione al governo, del negoziante Giuseppe Roberti detto Agnella, sorvegliato speciale, la cui personalità è così tratteggiata dalle autorità di polizia. Ha qualche talento, sospetto per l'esaltazione dimostrata nel 48 e successivamente, non lascia sperare in alcun ravvedimento, essendo sempre pari i suoi sentimenti di sentita avversione al governo. Incontriamo scusate, ma eccoli qua. Incontriamo in questa lista anche Jacopo Ferrazzi, Mariano Fogazzaro e Don Giuseppe Fogazzaro. Una curiosità: c'è una donna, la contessa Cecilia Porto Barbaran, che aveva sposato il conte vicentino Giulio Scroffa e che aveva subito l'arresto a Udine per la sua attività patriottica. Il controllo, fra l'altro, arrivava fino alla periferia della provincia. È il caso di Don Luigi Pesavento, parroco di Enego, esaltato nel 48 e tale da non ispirare alcuna fiducia, del medico Alessandro Cappellari, quindi le due figure più importanti istituzionali di un piccolo paese, anche se Enego aveva allora più di 2000 abitanti, aveva addirittura un consiglio comunale non convocato. E a proposito di sorvegliati, nel marzo del 60 il commissario distrettuale di Bassano invia al delegato provinciale 14 nominativi, non c'è il tempo per dirli, ma e dice: tutti indistintamente all'epoca fatale della rivoluzione del 48 ed anche successivamente presero parte in ogni schiamazzo e tumulto mosso dal popolaccio, e sono quindi temibili anche per il naturale loro carattere fiero e risoluto.
Mariano Fogazzaro, invece, ritornando ai vicentini, padre del grande scrittore Antonio, era emigrato nel 59, era un liberale, un cattolico liberale, era una personalità importante nella cultura vicentina e aveva sposato Teresa Barrera. Teresa Barrera era, fra l'altro, di origini lombarde, no? Ed aveva fatto servizio infermieristico nel 48 a Vicenza. Non dimentichiamo tra gli individui avversi al dominio asburgico in quegli anni Angelo Novelletto ed Ettore Peroni, già condannati per attività eversiva per un episodio avvenuto negli anni 50. Il Novelletto era stato imprigionato nel carcere di Palmanova, il Peroni in quella di Brod. Ma questi si resero responsabili di un episodio direi molto curioso nel 58 che ci riconduce alla grande storia. Vi ricordate ad esempio il noto attentato di Felice Orsini all'imperatore dei francesi Napoleone III e alla moglie Eugenia, no? Ecco, questi cosa hanno fatto a un certo punto? Sono imputati di avere 2 giorni dopo il supplizio dell'Orsini, l'Orsini era stato condannato a morte, no? Nel caffè Bourguignon, compassionato il decapitato, deplorandone la trista di lui sorte e soggiungendo che non a lui ma ai nostri dovrebbe essere reciso il capo, dichiarando l'Orsini martire della libertà e l'eroe della patria. Anche qui bisognava aver coraggio. Va da sé che le espressioni attribuite al Novelletto e al Peroni furono giudicate criminose in quanto compassionevoli e da questo momento in poi sono tenuti ancor più in stretta sorveglianza. E ho parlato del caffè Bourguignon, non saprei dove fosse, e ciò ci spinge a chiedersi proprio dove si ritrovavano tutte queste individualità. Beh, la risposta viene proprio da uno dei bollettini politici della provincia di Vicenza del 62, che sottolinea che a Vicenza, città e provincia, ci sono vari club di sovversivi nei caffè. A Vicenza i potenziali eversivi si ritrovavano al caffè dell'Azzardo, ove convengono molte persone note alla polizia in linea politica e di sentimenti ostili, non essendo da negare che in questi luoghi possano venire progettate delle dimostrazioni, vi si mantiene l'occorrente sorveglianza, anche con mezzi confidenziali, onde prevenire tentativi del partito sovversivo. Attività di sorveglianza, quindi controllo dei luoghi pubblici, ricorrendo anche allo spionaggio confidenziale. Particolarmente difficile fu la coesistenza con la Brigata Estense. Avevamo cominciato con il documento che riguardava proprio la manifestazione del 2 giugno 61, al comando del generale Agostino Saccozzi. Vediamo qua. Eccolo qua. I soldati modenesi, ossia le truppe cosiddette estensi, e qui rinvio agli studi che ha fatto a suo tempo Giambattista Vinco da Sesso, si erano accampati in Veneto, soprattutto qui nella zona di Bassano, Cartigliano, come noto, di Marostica, Schio, Tiene, ma anche ad Asolo, nel Trevigiano. Quando l'11 giugno del 59 il duca Francesco V di Modena era stato costretto ad abbandonare il ducato in seguito alla seconda guerra di indipendenza e alle sollevazioni popolari nell'Italia centrale. I soldati modenesi affiancarono sempre la gendarmeria austriaca e il commissariato superiore di polizia. C'era una specie di corpo separato, ma che contribuiva all'attività di controllo. La Brigata Estense, fra l'altro, fu sciolta il 24 giugno del 63, proprio a Cartigliano, con una grande parata, una grande festa, no? Presso Villa Morosini. Però i soldati estensi si resero anche protagonisti di episodi sconcertanti, un grande scompiglio, ad esempio l'arresto di alcuni villici a Preganze, accusati di aver gridato "Evviva Napoleone e morte ai modenesi", oppure altre baruffe a Sandrigo, ma ci scappò anche il morto.
un tale giovane Niccolò Maroso cadde ucciso per mano di 3 soldati estensi a Pianezze, vicino Marostica. Parallelamente, venendo al verificarsi nel territorio di azioni antigovernative, emerge un quadro curioso di atti di subordinazione e di azioni eversive. Ne ricordiamo alcune, ad esempio il tentativo nel 59 a Marostica di far eleggere come deputati comunali 2 teste riscaldate che si chiamavano Giuseppe Sorio e Orazio Colpi. Ovviamente le teste riscaldate, sono i documenti a dirlo, non io, individui di un partito liberale fanatico. Questa è la Brigate Estense, eccoli qua. Il tentativo andò a vuoto, ma ad architettare il tutto era stato un certo Pasquale Antoni Bon, che aveva partecipato alla difesa di Venezia nel 49 insieme al Colpi, che aveva studiato a Vicenza in seminario, aveva avuto come insegnante Giacomo Zanella, che come sappiamo era sotto sorveglianza per attività potenzialmente sovversiva, che poi sarà deputato per ben 4 legislature nel collegio elettorale di Marostica, che poi dopo l'unificazione inizierà una brillante carriera nella magistratura, no? Ecco, oppure c'è il caso ad esempio di Giuseppe Sorio, che in piazza ebbe l'ardire di dire che il governo austriaco era infame e che non era buono che da incassare, da imbrogliare la gente. E poi nel 61 ad esempio il caso della lotteria dell'orologio di Thiene, organizzata con lo scopo di raccogliere fondi proprio a sostegno del Partito d'Azione da alcuni simpatizzanti garibaldini che poi subirono l'arresto, e qui ideatore fu un certo Giuseppe Bortoluzzi, che aveva dei trascorsi risorgimentali, attivo nel 48, e il commissario politico distrettuale di Thiene dice ha una spiccata tendenza ad immergersi nei torpedi ed è palesemente avverso all'imperiale regio governo. Sempre rimanendo agli anni 61-62, assistiamo a un tentativo del governo imperiale di Vienna di ingraziarsi il consenso delle popolazioni del Veneto e del Mantovano. Vienna, volendo dare delle concessioni, fare delle aperture, no, in campo legislativo, aveva sostanzialmente previsto l'invio per far parte del Consiglio dell'Impero di 20 deputati, che quindi dovevano essere espressione del territorio, e alla nostra provincia aspettava l'elezione di 3 deputati. Però nel 62 il Comitato Politico Centrale di Torino pubblica un volumetto dal titolo Storia delle elezioni tentate dall'Austria nelle province venete la primavera del 61. E questo è un opuscolo importantissimo, poco noto, ma che ci dà l'idea di quelli che sono stati i consigli i comunali e i convocati. Grazie. E che si erano riuniti proprio per eleggere questi 3 deputati. Il quadro che ne risulta è straordinariamente interessante, perché praticamente su un totale di 844 comuni, ben 416 risultarono essere i consigli comunali, e i convocati che andarono deserti, cioè non votarono, no? Nel distretto di Bassano, che contava 15 realtà comunali, furono 14 quelli che andarono deserti. Bene, io vorrei concludere proprio leggendovi un paio di annotazioni, di informazioni che la polizia austriaca raccoglie proprio nel 66, e ve le leggo semplicemente, sono 3, di 3 personaggi, semplicemente per capire anche quello che era il tenore, diciamo, il tono meglio del linguaggio che veniva usato dalle autorità.
Uno riguarda Don Giovanni Barrera di Vicenza, che è cugino di Antonio Fogazzaro per parte materna, esaltato e fanatico delle innovazioni e molto loquace, ha rapporti estesi con persone riscaldate, è molto influente nella di lui parrocchia, sindaca ogni disposizione ed è avverso all'imperiale Regio Governo. Francesco Tecchio, notaio, fratello di Sebastiano, patriota del 48, nutre sentimenti avversi e contrari al governo. Il giorno in cui Sua Maestà Imperatore onorò della sua presenza a Vicenza, se ne stette al suo passaggio col cappello in testa, seduto. È di principi assai ostili e da molte relazioni con le quali può molto influenzare e rendersi pericoloso. Un altro vicentino, Valentino Leporini, ardito e prepotente, vive tra i giovani più esaltati e nell'occasione che onorò Sua Maestà l'Imperatore questa città, lo incontrò senza fargli la dovuta riverenza, sempre tenendo il cappello in testa. Egli è, insomma, un individuo pericoloso. Ecco, io termino qui, credo di aver rispettato. Ecco. Io ti ringrazio. Noi di solito conosciamo abbastanza bene gli anni precedenti, quella della rivoluzione, del 48, eccetera. Il periodo post-rivoluzionario è in un certo senso più oscuro e ti sono grato di aver aperto Però la una luce. documentazione è abbastanza consistente, basta solo guardare appunto queste 36 voluminose buste della delegazione provinciale austriaca, che fra l'altro, rubo un minuto solo, nel 1866, quando c'è la terza guerra di indipendenza, la guerra famosa del 66, e quindi gli austriaci abbandonano Vicenza nel 13 luglio, no? Poi in concomitanza ci sono le battaglie di Lissa e via dicendo, Custoza, che abbiamo, e poi che abbiamo perso ma vinto diplomaticamente. Il commissario distrettuale o qualcuno che l'abbia fatto per lui, adesso questo non lo so, no, portò a Vienna tutta questa documentazione. Questa documentazione è rientrata in Italia nel 1922 in seguito ad una clausola dei trattati di pace che della fine della prima guerra mondiale, li ha visti e analizzati a suo tempo Antonio Cian, e adesso sono comunque a disposizione di tutti, dico, tanta documentazione che può essere utilizzata proprio per questo periodo, insomma. Grazie anche di queste informazioni che sono importanti per chi si occupa di storia e grazie della tua relazione. Ora passiamo a Paolo Nosadini. Paolo Nosadini è un personaggio noto, sia nell'ambito della politica, che nelle attività in comune, credo si sia affacciato da poco alle conferenze, quindi mi diceva: "Chissà se mi emoziono". Io penso che comunque ce la farà. E il suo argomento è interessante perché, Paolo Maria Tua è un personaggio, direttore del museo, ma è anche un personaggio che segna un periodo, e una cultura. Recentemente ho saputo anche che fu il capo scout di Bassano, ecco. Era uno che aveva rapporti, contatti anche con personaggi di cultura dell'estero. Ad esempio, ho trovato che lui diede proprio in mano da portar via un documento dell'archivio comunale in cui si parlava di tutto il clan di nobili signori che ruotavano intorno ai Da Romano. Documento che il Gittermann, questo autore tedesco storico famoso, dell'area germanica medievale, si è portato a casa e non ha più restituito. Abbiamo una trascrizione molto scorretta perché effettivamente Gittermann non sapeva leggere molto bene i documenti antichi
e quindi l'ha trascritto come poteva. Ma, al di là, diciamo, dell'errore di aver dato un documento bassanese a uno storico tedesco che allora era in auge, era un personaggio, averlo qua a Bassano era un onore immenso. Ehm, Dimostra quale apertura avesse in quel momento la biblioteca bassanese nei confronti della cultura europea. A Paolo la parola. Grazie. Grazie a voi della vostra presenza e vorrei ringraziare personalmente il professor Pozzato che mi ha chiamato alcuni mesi fa a questa interessante giornata nella quale ricordiamo Giamberto. Non dico Petuello, Giamberto, perché è stato un grande amico. Io ho tantissimi ricordi di lui, sono stato anche suo allievo al liceo e mi dispiace che non ci sia più, mi dispiace veramente tanto. Allora, colgo l'occasione per parlarvi di questo personaggio che mi ha attirato da diverso tempo e per il quale il prossimo anno spero di poter pubblicare il libro che ho scritto, corredato da moltissime foto, quasi tutte inedite, sia del museo che di lui, che sono state quelle della famiglia di Tua, donatemi dai nipoti del fratello Angelo, che era un generale. Paolo Maria Tua nacque a Cuneo il 24 gennaio del 1878. Si era laureato nel 1900 a soli 22 anni in scienze naturali presso l'Università di Torino e dopo aver insegnato in alcuni istituti privati del capoluogo piemontese, prese parte al concorso per assistente al museo civico che il comune di Bassano aveva indetto nel 1903 contemporaneamente a quello di direttore del museo vinto dal professor Giuseppe Gerola. Ora mi fermo solo un secondo per dirvi come fa uno di Cuneo a sapere, perché il comune, come tutti i Vicenza, Venezia, Padova, pubblicavano i bandi, piccoli trafiletti, sapete, sui quotidiani nazionali. E quindi lui era venuto a conoscenza di questo, come anche per il Gerola. Entrambi, che certo non si conoscevano, si trovarono presso la direzione museale di Bassano a seguito della morte del precedente direttore Tiberio Roberti. Per la prima volta, dalla fondazione del museo, istituito con legato del Brocchi nel 1828, il direttore e il suo assistente non erano bassanesi. In seguito alla morte del direttore del museo, come detto, nel 1901, il facente funzioni di sindaco di Bassano, il conte Carlo Remondini, e la giunta comunale avevano individuato 3 nomi quali componenti della futura commissione per la nomina del nuovo direttore e dell'assistente, e tali erano personaggi anche di un certo calibro: Giulio Cantalamessa, che era direttore delle Gallerie di Venezia, il dottor Carlo Malagolla, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, e il dottor Andrea Moschetti, che era direttore del Museo Civico di Padova. Nel mese di luglio del 1903, pensate, cioè 2 anni dopo la morte del Roberti, Tiberio, ebbero luogo i concorsi per la carica di direttore ed assistente al museo, indetti dal comune. Per il ruolo di assistente aveva partecipato anche il Tua. Nel frattempo, Giuseppe Zarola era stato il vincitore del concorso di direttore del museo e assumeva il prestigioso incarico nel settembre del 1903 e vi rimase fino al 31 dicembre del 1906, quando, a seguito di altro concorso, si trasferì al Museo Civico di Verona. Per quanto riguardava il posto di assistente al museo di Bassano, i concorrenti ammessi all'esame per assistente furono ben 33, tra i quali concorse pure il noto ceramista bassanese Raffaele Passarin. La commissione si trovò a decidere però tra 2 partecipanti alla selezione, Tua e Cesare Manaresi, diversi tra loro per titoli di studio. Il Manaresi divenne poi un importante direttore dell'Archivio di Stato di Milano, ma alla fine la scelta cadde su Paolo Maria Tua, le cui motivazioni, dettate dalla commissione esaminatrice pur con alcune perplessità, furono inviate alla giunta comunale. Dopo l'esame di titoli di documenti prodotti, la commissione venne alla constatazione e giudizi seguenti. Tua Paolo è laureato in scienze naturali, presente il diploma di magistero, certificato di calligrafia e uno di conoscenza del francese. Nei suoi scritti
Rivela anche la conoscenza del tedesco, insegna da 2 anni in più istituti privati, ha pubblicato 2 lavori di indole strettamente scientifiche. Le informazioni sul suo conto sono ottime, la commissione lo riconosce studioso serio e valente, ma i suoi studi sono in gran parte alieni ai bisogni dell'ufficio. Inoltre, non mostra cognizione di lingue classiche. Per tutti, quando non si è fatto cenno speciale, si sottintende che le informazioni sulla condotta e sul carattere sono buone. Fra questi concorrenti, dunque, 2 apparvero essere agli altri superiori, Tua Paolo e Manaresi Cesare, ma la commissione, pur non potendo negare al Tua per gli ottimi titoli scientifici da lui prodotti il primo posto, riconobbe il Manaresi presumibilmente più adatto all'ufficio di assistente in una biblioteca e in un museo, come quello che dovrebbe per gli studi suoi possedere più valida cultura storico e letteraria, che, se pubblicazioni e prestazioni di servizio gli mancano, non può farsene colpa che alla sua giovane età. Ma la graduale classificazione quindi per questi e per gli altri concorrenti risultò come segue: Tua Paolo punti 32 su 40, Manaresi Cesare 30 su 40. Seguiva quindi l'intervento dell'assessore Antoni Bon, e parliamo della seduta di giunta, che a nome della giunta diceva: la giunta, presa conoscenza della elaborata e diligente relazione sull'esame dei titoli posti di direttore e di assistente del nostro museo, da noi col vostro pieno consenso, affidata ad una commissione composta dai signori, abbiamo detto, ne accetta con tranquilla coscienza il responso che sottopone oggi al vostro imparziale e sereno giudizio. Le conclusioni della commissione, confortata dall'autorità di chi le suggerisse, basate su criteri puramente obiettivi ed ispirate soprattutto e principalmente allo scopo che tutti dobbiamo prefiggerci, quello cioè di un riordino definitivo del nostro museo, ci determinano ad accogliere incondizionatamente, nella ferma fiducia che il Consiglio vorrà pure approvarle. La notevole differenza di classificazione si rivela nella graduatoria fra il primo e gli altri aspiranti al posto di direttore, per quanto non rifletta il valore e i meriti dei singoli concorrenti, tutti ritenuti idonei e degni della più sincera estimazione, riflette e dipende soprattutto dal criterio dei commissari prefissosi, cioè quello di additare al Consiglio la persona che per maggiori e speciali attitudini potesse affidare di dare nel più breve tempo possibile al nostro istituto, eccetera. Quindi diramate le schede per la nomina dell'assistente, raccolte e riconosciute, numero 26 con l'assistenza degli scrutatori, eccetera. Tua prese 15 voti e Manaresi Cesare ne ebbe solo 2. A seguito della nomina ad assistente del Civico Museo, il sindaco del città, il conte Carlo Remondini, indirizzava il 10 agosto del 1903 al Tua, che in quel momento abitava a San Vito d'Asolo. Perché abitava a San Vito d'Asolo? Abitava a San Vito d'Asolo perché si era nel frattempo fidanzato con la famiglia di Giauna Bernardo ad Altivole, venivano da Altivole, dove c'è anche una bellissima tomba della famiglia, e la sorella di sua moglie, pensate, divenne sposa del fratello di lui, il generale Angelo. Quindi 2 fratelli e 2 sorelle. A seguito della nomina, quindi, questo consiglio, scrive il Remondini, nella sua seduta del 13 luglio, eleggeva la signoria vostra ad assistente di questo museo civico, e ciò in seguito ad una redazione di apposita commissione che la indicava quale primo fra i molti concorrenti per gli ottimi titoli scientifici prodotti. Il 1° settembre, quindi, 1903, entrarono in carica il nuovo direttore, Gerola, e il nuovo assistente, Tua. Nomine che furono poi annunciate nella giunta comunale del 27 agosto 1904 sul resoconto morale, che non vi leggo, è molto interessante. Quindi il 7 novembre il Tua si trasferisse da Altivole, da San Vito, e si trasferisse definitivamente a Bassano in una casa di proprietà della famiglia Ionok, giù in via San Sebastiano, via Mariano, dove rimase sempre. Il Tua, ai primi di dicembre del 1903, fu chiamato quindi anche a tenere alcune lezioni di storia naturale presso la Scuola Libera Popolare di Bassano. Il Tua non faceva solo il direttore, era un uomo poliedrico.
È un uomo poliedrico, vuol dire che faceva l'insegnante, dopo vedremo quante nomine lui ha ricevuto negli anni, negli anni che lui diresse l'istituto museale. Essendo laureato in scienze, descrisse minutamente la struttura anatomica dell'occhio, con le tavole dimostrative espose il modo con cui questo organo delicatissimo funziona, la chiarezza e la precisione con cui il professor Tua espose la sua lezione furono ammirate e l'uditorio seguì l'egregio professore con la massima attenzione, e cioè gli alunni della scuola popolare di Bassano. E questo si terrà non solo nel 1903, nel 1904, fino al 1906. Nel 4, il 7 gennaio, ad Altivole convolerà a nozze con Giulia Onoria Carmela Giauna Bernardo, che era nata a Padova. E nacquero 4 figli: Carmela, Massimo, che poi lo sostituì per 2 anni alla direzione come facente funzioni dopo la morte del Tua nel novembre del 49, Angela e Stefano, chiamato anche Steno, che purtroppo morirà sul Don nella ritirata degli italiani dalla Russia, e purtroppo mai più ritrovato. E c'è un bellissimo carteggio su questa persona che, pensate, lui fu sepolto nella tomba di Bonaguro, il Tua, e fecero costruire una tomba ad hoc ad Asolo, perché lì si trova la tomba di Tua, e fece scrivere, la madre fece scrivere anche il nome del figlio Stefano, che però lì non si conserva. Per quanto riguardava il riordino delle collezioni scientifiche, il Tua, che era laureato proprio in scienze naturali, intervenne all'adunanza della deputazione del museo che nella riunione del 25 giugno 1905. Questa deputazione che affiancava dal punto di vista soprattutto politico e scientifico, l'amministrazione comunale nella conduzione di questo importante istituto museale. Intervenne alla seduta del 5, quindi siamo a 2 anni dalla sua nomina ad assistente, e dà relazione dello stato miserando in cui si trova l'erbario e la raccolta di mineralogia, preziose collezioni, ma che richiedono un ordinamento scientifico e moderno e una conveniente disposizione. Scrive ancora il segretario nella riunione del 25 giugno. Egli prepara a tale scopo l'acquisto di nuove buste, carte, etichette appositamente litografate per il riordino dell'erbario Montini Parolini Brocchi. Propone inoltre che sia data una tinta di biacca alle vetrine dove si trovano i minerali della raccolta Brocchi e che si acquisti 1 migliaio di scatolette da sostituire le attuali rese inservibili. La deputazione approva tali spese ed esprime una sua soddisfazione al direttore e all'assistente per i lavori da loro iniziati e compiuti con cura e competenza. Di questo problema la deputazione ne ritornerà a discutere più volte durante le riunioni preposte. Infatti, nuovamente, nell'incontro svoltosi il 10 febbraio successivo, presente il Tua stesso, che poi diventerà, in qualità di direttore del museo, segretario della deputazione, furono trattati 2 punti. Uno riguardava nuovamente la sistemazione delle collezioni scientifiche, l'altro la posizione lavorativa del Tua, e cioè quando il Gerola doveva spostarsi e portarsi in altre circostanze. Scrive Gasparotto, grande Gasparotto, veramente stato un grande personaggio Bassano. Il professor Tua, assistente al museo per invito della deputazione, espone la sua idea riguardante il riordino delle collezioni di scienze naturali e prega la deputazione a voler regolare la sua posizione in caso di assenza del direttore. La deputazione accoglie la domanda del professor Tua, autorizzandolo a fungere da vice direttore, cambiamo adesso i termini della sua professione, da assistente anche a vice direttore, con le stesse mansioni del direttore nei giorni di assenza di questi. Partecipa alla giunta a tale disposizione con la seguente lettera, mandata all'onorevole giunta municipale, la deputazione, che scrive che la deputazione di questo museo, vedendo l'equivoca posizione in cui si trova l'assistente a questo museo, il professor Paolo Tua, durante l'assenza del direttore, vedendo come sia impossibile ai deputati di turno assistere all'apertura, alla chiusura e a tutte le ore d'ufficio del museo stesso,
vedendo che il professor Tua è persona tale da poter disimpegnare lodevolmente le mansioni del direttore, domanda all'onorevole giunta municipale che durante l'assenza del direttore il professor Tua sia incaricato di sostituirlo. Chiede pure che, come tacitamente venne concesso al professor Gerola, il riposo festivo, eccetera. Grazie alla catalogazione delle collezioni mineralogiche e litologiche pervenute al Brocchi, nel primo numero dell'annata terza del bollettino del Museo di Bassano, il Tua elencava i minerali ordinati secondo il metodo Dana. Con nota del 29 dicembre 1906, il commissario prefettizio Borsati, anche su richiesta delle deputazioni del Civico Museo, comunicava espressamente al Tua la nomina interinale della direzione del museo. Perché? Perché nel frattempo il Gerola aveva assunto la direzione del Museo di Verona. Il 1 gennaio quindi veniva incaricato dall'amministrazione comunale per un anno quale sostituto alla direzione del museo. A seguito dell'avviso di concorso pubblico pubblicato dal comune di Bassano in data 14 luglio 1907, il Tua aveva ovviamente presentato il suo curriculum per la nomina a direttore del museo. Il concorso però fu annullato e la commissione nominata dalla giunta, passando a redigere il verbale di concorrenti, scriveva a proposito del Tua che era arrivato settimo in classifica. Tua Paolo Maria non ha laurea in lettere, ma laurea e diploma in magistero a pieni voti in scienze naturali a Torino 1900. Insegnò anche matematica e fisica a un istituto privato di Torino, assistente del museo civico e dopo le dimissioni del professor Cerola incaricato della direzione. Ha prestato e presta utili e lodati servizi, illustrando non solo le collezioni scientifiche, ma anche i dipinti e un catalogo ragionato con notizie e indicazioni diligentemente conservate. Fanno un elogio di questa persona, veramente talmente proprio così importante, che alla fine il consiglio comunale, che si riunisse il 16 novembre del 1907, tempi lunghi, ad un certo punto, per tagliare un po' i tempi, lo confermano quale direttore del museo di Bassano, quindi senza passare attraverso un concorso. Un grave deficit di questa amministrazione, quella Remondini, che però non è proprio una novità in quegli anni, no? E quindi diventa direttore in quel mentre aveva 30 anni quando lo divenne. Nel 1908 fu chiamato anche a ricoprire la carica di ispettore onorario per i monumenti, che gli venne rinnovato fino alla fine della sua vita. E questo fu una nomina estremamente molto importante, perché proprio per questa nomina egli poté recuperare i beni delle chiese della Valsugana piuttosto che del territorio, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, per poterli mettere in salvaguardia. In sostanza lui aveva accesso a privati piuttosto che a enti ecclesiastici, anche in qualità proprio di ispettore onorario per i monumenti. Pensiamo per esempio, non cito qua, a tutto quello che riguardavano gli scavi archeologici in Angarano, d'accordo? Con l'amico, poi quello sarebbe diventato l'amico Orsi, no? Poi fu docente di scienze naturali presso la scuola tecnica comunale, sempre nomine fatte dal comune. Ma faccio una parentesi: quanti impiegati c'erano a quel tempo in museo? 3, 4 forse, 3, 4. Purtroppo il Tua, faccio un momento abbraccio, rappresentava forse la punta dell'iceberg della cultura bassanese. Ecco, forse a concorrere con lui c'era l'avvocato Gasparotto, ma guardate che il Tua aveva una conoscenza della città e del territorio come forse nessun altro. E voi pensate, veniva da Cuneo ed era innamorato di questa città, innamorato di questo territorio, che io non ho trovato tra le carte, ma probabilmente non avrebbe mai accettato di andare via da Bassano per ricoprire altri incarichi, forse anche per questo che lui stette qua 47 anni, al di là poi delle 2 guerre che vedremo. Quindi diventa insegnante, poi la Regia Deputazione di Storia Patria lo nominerà socio corrispondente interno, poi socio effettivo anche per il Comitato Nazionale per la Storia della Scuola Popolare Libera del Risorgimento,
poi viene incaricato di ordinare l'archivio storico della città, che sfocerà in quel famoso volume sugli inventari di manoscritti delle biblioteche d'Italia curati da Mazzatinti. Poi pubblicherà per la miscellanea di storia veneta il saggio di bibliografia bassanese, che dice, nell'introduzione, raccogliere per comodità dello studioso in un breve elenco quanto venne pubblicato su Bassano e sui bassanesi. Ecco lo scopo cui mira questo modesto saggio. E se la modesta mia fatica parrà incompleta, perché è vero, è un po' abbastanza incompleta, si pensi che lungi dal presumere la perfezione, solo mi proposi di porgere un primo sussidio a quei volonterosi che alla nostra biblioteca vorranno rivolgere le amorose cure dei loro studi. Ora, cosa faceva il direttore? Il direttore adesso si fa tramite email che purtroppo poi vanno perse, ma a quel tempo tutte le persone italiane oppure straniere scrivevano al direttore per chiedere lumi su affreschi, lapidi, sul da ponte, i vari da ponte, sulla storia delle chiese, per esempio mi viene in mente San Vito con il Benedettino Becker, sul Canova, e quindi c'è un fitto epistolario, come riferiva Franco prima, tra lui, conservate queste lettere, perché poi lui era talmente preciso, era una bellissima calligrafia, ma è preciso che copiava, certo non c'era la macchina da scrivere, e copiava le lettere, per cui nell'archivio noi abbiamo la lettera e la copia della risposta che lui dava alle persone che ne facevano richieste. E pensate anche ai giovani studiosi, e tra questi anche la Gina Fasoli, perché molti poi studenti finivano a fare delle tesi di laurea qui nella nostra biblioteca, nel nostro archivio. Arriviamo brevemente alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stato un momento estremamente molto complicato, e visto che il tempo è poco, lo assommo un po' alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, perché ad un certo punto lui non poté più andar via, non poteva andare via da Bassano, non poteva andare via da Bassano semplicemente perché nel frangente della sua vita erano sorti questi due drammi per cui lui dovette portare via tutte le opere d'arte durante la Prima Guerra Mondiale, per esempio a Firenze, a San Salvi, che è già noto, è arcinoto questo, e durante la Seconda Guerra Mondiale, inizialmente presso la Villa Bianchi Michiel del conte Luigi, che molto fece a riguardo delle opere d'arte in salvaguardia del museo, ma non solo. Il compito del TUA tramite gli ispettori, tramite le soprintendenze di Venezia, era quello di portare via anche quelle delle chiese, perché noi pensiamo a quanti dipinti, per esempio abito a Pove, c'è un dipinto di Jacopo Bassano e doveva essere portato via a causa del fatto che c'era la guerra e a causa del fatto che potevano essere distruzioni. Pensate ad Asiago, quante chiese sono state distrutte durante il primo conflitto, e lui portò via il massimo. Quello che non riuscì a portar via furono alcuni gessi canoviani, ma questo lo sanno molti di voi, che andarono distrutti in parte definitivamente, in parte recuperati anche in questi anni, e gli erbari, i minerali andarono distrutti perché questi non si riuscirono a portar via. Quindi diciamo che il lavoro del TUA è stato veramente molto faticoso anche dal punto di vista fisico. Non mi risulta di che cosa sia morto, non esiste la cartella. Ma io sono convinto che lui sia morto proprio per la stanchezza di vedere un museo distrutto da quella famosa bomba del 24 aprile del 1945, pochi mesi prima della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e poi e soprattutto anche dalla morte del figlio. Ci sarebbero tantissime cose da dire, però l'amico Scamoncini mi chiede di finire e comunque vi ringrazio per la vostra attenzione. È molto interessante e spero che poi si realizzi anche dal punto di vista didattico qualcosa, che un libro, qualcosa, ecco.
Tra le varie notizie, interessante il fatto che si sia occupato dei materiali, ehm, pietre, erbari e così via. Ma quello che mi ha colpito personalmente è il fatto che abbiamo rischiato di avere qui Cesare Manaresi. Beh, pochi probabilmente lo conoscono, ma per uno studioso di storia medievale Cesare Manaresi è un dio, perché è quello che ha compilato in più volumi i diplomi dei re d'Italia, cioè tutta la documentazione relativa ai re d'Italia l'ha fatta lui. Ha fatto anche lavori sui re longobardi, quindi un personaggio dal punto di vista storico che è tra gli storici principali d'Italia. Ecco, e sentirlo nominare come uno degli aspiranti alla Biblioteca Archivio di Bassano è uno shock effettivamente. Voi tutti, conoscete ad esempio il documento in cui si parla per la prima volta di Bassano e non si nomina Bassano ma Margnano, 998. Quello l'ha trovato lui, l'ha compilato lui nella raccolta appunto dei documenti dei re d'Italia. È interessante. Non si poteva dire tutto del Tua, però aprire uno spiraglio su questo personaggio è decisamente importante. E ora abbiamo Francesco Tessarolo che credo, non abbia bisogno di nessuna presentazione, perché come insegnante, come cultore di studi sulla Resistenza, come amministratore è noto a tutti. Ecco, questa volta parla di una cosa che finora non avevo sentito: l'arrivo del Ministero dell'Aeronautica, scusate. Ma, ehm, quello che non ho capito è in quale periodo, perché, qua nel titolo non c'è, ma adesso ce lo dirà. Eh sì. Però a dir la verità, anche durante la prima guerra mondiale, l'aeronautica bazzicava qua intorno. Per esempio, un campo, di partenza dell'aeronautica, oltre a quello a tutti noto di San Pelagio, insomma, si trovava a Bressanvido, che è qua a 2 passi, e da là partivano i caccia per combattere sull'altopiano. Qualche volta vincevano e qualche volta perdevano. Vediamo allora di far partire. Sì. Allora, questo problema tecnico che ci rallenta, per cui rispondo a breve alla giusta richiesta del professor Scalmoncin e ecco, e per anticipare comunico che la prima immagine presenta degli idrovolanti e questi idrovolanti hanno degli scaffi di galleggiamento che si chiamerebbero tecnicamente scarponi. La foto da cui parto, ecco adesso mi pare che tutto possa funzionare. Dicevo che la foto da cui partiremo ci dice un attimo che cos'è l'8 settembre, perché abbiamo eccolo qua, quello che è l'idroscalo di Augusta, a nord di Siracusa, dove vi erano, al momento in cui giunge lo sbarco alleato, vi erano 20 idrovolanti per contrastare gli alleati stessi. Ebbene,
Eccoli qua. Bene, di questi 20 idrovolanti alcuni erano sugli scivoli per la partenza e vennero messi fuori uso dai soldati che spararono con i loro moschetti 91 proprio sugli scafi per renderli inutilizzabili. Quelli che invece erano già ammarrati non furono colpiti, per cui si chiese a una delle batterie di artiglieria che erano disposte a difesa del porto di sparare e affondarli. Ne riuscì a malapena l'artiglieria ad abbatterne 2, per cui una dozzina, come si vede qua, tra l'altro anche di tipo diverso, finirono nelle mani degli americani. E questo dice cosa fu il caos, il disastro che corrisponde all'8 settembre, ovvero al fatto che l'aeronautica di cui stiamo parlando venne acquisita in parte dai tedeschi, che apposero, come vedete, le loro sigle, le loro coccarde, e in parte invece, come si vede qui, ad opera degli aviatori, fuggì, tra virgolette, per andare in quello che era diventato il Regno del Sud. Qui siamo proprio in un aeroporto da dove, vicino a Ferrara, da dove i tedeschi rincorrono a colpi di fucile l'aereo che stava partendo. Ecco, da dire che tra esercito, marina e aviazione, che è quella che ci interessa, l'8 settembre è molto diverso, perché l'esercito era dislocato in tutti i fronti in cui era presente la guerra di Mussolini. La marina è un problema a parte, l'aviazione nel momento in cui prendeva il volo poteva scegliere se andare verso nord o verso sud. Ecco, i 200 circa aerei e relativi tecnici e aviatori che andarono a sud vennero subito impiegati come aeronautica cobelligerante, ma non verso il nord, guerra civile che di lì a breve sarebbe scoppiata, bensì nella penisola balcanica. E i nostri aerei si distinsero effettuando molti atterraggi di fortuna, prelevando i feriti e portandoli in Italia, con l'effetto che venne riconosciuto il loro merito, tant'è che fu lo stesso Winston Churchill a rifornire di mezzi aerei migliori la nostra aeronautica, perché quelli che avevano erano ormai inutilizzabili e soprattutto non c'erano pezzi di ricambio. Per quanto invece riguarda la parte dell'aeronautica che migrò verso il nord, il riferimento è a, eccolo qua, abbiamo già visto, con l'asterisco, a quello che diventerà il sottosegretario di Stato per l'aeronautica, ovvero il tenente colonnello Ernesto Botto, che era già stato a capo della scuola caccia che aveva sede a Gorizia. Qui lo vediamo con altri aviatori della pattuglia acrobatica, in un incontro con aviatori tedeschi successivo di poche settimane alla firma del patto d'acciaio. Ecco, il motivo per cui l'aviazione e questi aviatori decisero di entrare in quella che diventerà l'aeronautica nazionale repubblicana si legge in questa immagine. Da un lato uno degli ennesimi bombardamenti delle città del nord, in questo caso Vicenza, se ne è parlato qualche giorno fa. L'altro invece sono i capannoni della Fiat Aviazione, che costruiva uno dei modelli analoghi agli aerei tedeschi. E pensate che solo in un bombardamento, il 27 ottobre, furono distrutti 40 di questi velivoli, che all'epoca erano assolutamente preziosi, perché l'inferiorità dei tedeschi rispetto all'aviazione alleata era palese, per cui solo la distruzione dei pochi
mezzi che era stato possibile costruire era un problema fondamentale. Ed è proprio per questo obiettivo, difendere le città dai bombardamenti alleati, ma soprattutto proteggere quel poco che rimaneva dell'industria bellica aeronautica, che nasce l'ANR, l'Aviazione Nazionale Repubblicana. Qui apro una parentesi perché l'aereo che vedete qua era dotato di un motore tedesco Daimler-Benz, 12 cilindri, 1400 cavalli, che rendeva questi aerei, pur prodotti in poche decine di unità, competitivi rispetto ai famosi aerei caccia inglesi. E ne accenno un attimo perché la particolarità di questi aerei era di avere 2 candele per cilindro, replicati su licenza dall'Alfa Romeo e dalla Fiat, e proprio a Milano all'Alfa Romeo lavorava nella realizzazione delle candele il famoso ceramista, scultore bassanese Luigi Fabris, che apprese la tecnica delle porcellane, che poi replicò abbondantemente e giustamente riconosciuto. A questo punto bisognava trovare una sede per la nascente aeronautica e per il ministero che allora si chiamava Sottosegretariato per l'Aeronautica. La prima scelta è Bassano, perché è vicina al Sottosegretariato della Marina, che era tra Belluno e Vicenza, tra virgolette, Marina, e al Sottosegretariato dell'Esercito, che era tra Asolo e Paderno. Quindi porre a Bassano l'aeronautica era una scelta pressoché obbligata. Il primo edificio che venne individuato erano gli Scalabrini, di recente costruzione. Ai primi di novembre venne occupata una parte degli Scalabrini, però questi riuscirono a evitare il prolungarsi della presenza dell'aeronautica in quello che era il seminario, perché dichiararono l'extraterritorialità. E a quel punto l'attenzione, che poi sarà definitiva, venne data al Collegio Graziani, che venne occupato in gran parte insieme a Palazzo Bonaguro, agli edifici che oggi sono quelli dell'ufficio tecnico in Piazza Castello, e anche in parte alle vicine scuole magistrali del Sacro Cuore. E tant'è che il Graziani dovette ridurre da 220 a 100 i propri alunni e addirittura dimezzare le classi. In questo modo arrivarono a Bassano tutta una serie di cosiddetti ministeriali, tecnici, funzionari, ecco qua gli Scalabrini che dicevo, il Graziani che dicevo, e questi tecnici, funzionari, impiegati civili, militari, che avevano accettato, ben pagati, di lasciare Roma e di trasferirsi al nord. E furono proprio i dirigenti o i vertici di questi neoarrivati che dettero vita a Bassano al Partito Fascista Repubblicano. Qui si parla del comandante Aurelio Barbaro, che era un tenente degli Alpini, che era venuto appunto insieme col Ministero dell'Aeronautica, che poi venne sostituito da un altro, Amerigo Lulli, fratello di quel tenente Mario Lulli, che fu comandante della squadra azzurra, una squadra che basta dire squadrista, squadra politica. Ecco, di questo arrivo a Bassano, grazie a Paolo Sartori, è stato individuato quello che presento, ed è il diario dell'assistente spirituale del presidio aeronautico di Bassano, proprio dall'8 novembre, e racconta egli stesso che era arrivato a Bassano chiedendo di portare il suo servizio. Viene certamente accolto, questo è l'8 novembre, presumo sia stato agli Scalabrini,
e una delle prime iniziative è celebrare la Santa Messa nel Tempio Ossario dei caduti della Grande Guerra, con tutti gli ufficiali, inferiori, superiori, sottufficiali e truppa. Ecco, una foto rarissima documenta, proprio del tutto inedita, questa Santa Messa, e al centro vi è il generale Bonomi, che di lì a poco diventerà a sua volta sottosegretario del Ministero, ma che già in questa prima fase aveva in carico il tenere i rapporti con i tedeschi, cosa che durante gli ultimi 20 mesi della guerra fu abbastanza problematica, analogamente a quello che succedeva col generale Graziani, che voleva dar vita a un esercito che combattesse a fianco dei tedeschi e non sotto i tedeschi. Per l'aeronautica avviene lo stesso. Interessante è la festa della Madonna di Loreto, che viene abbondantemente spiegata e che ha come contropartita, per così dire, la Befana per 100 bambini poveri della città. E questo è un modo anche per ringraziarsi l'opinione pubblica, per ringraziarsi i bassanesi. E sono interessanti le cifre, perché vedete, ogni pacco conteneva 1 chilo di riso, 1 chilo di fagioli, mezzo di zucchero, un pacchetto di dolciumi e un oggetto di vestiario. Anche qui ci sono le immagini che documentano questa circostanza e che sono ambientate davanti alla Villa Forzatura, che è quella dei Graziani. Ecco, questo per dire, però torno a parlarvi un dettaglio così non da poco dell'arrivo in massa di questi ministeriali. E il Prealpe del 23 novembre scrive: grave se tutta questa gente pretenderà di trapiantare nelle nuove sedi quel sistema burocratico assenteistico che ha dato vita al famoso clima romano, che specialmente le laboriose e fattive popolazioni dell'Italia settentrionale detestano, dopo esservi incappate almeno una volta come il più infido macchinismo ritardatore e svilente di ogni iniziativa. Ecco, e continuava: ora questo senso di responsabilità i signori trasferiti bisogna che lo abbiano e che non mantengano anche formalmente l'aspetto di gitanti di treno popolare. Questo è proprio la scena. Un dettaglio interessante che spiega anche il seguito del ministero è Sua Eccellenza Botto, quel tenente colonnello di cui abbiamo visto l'immagine, sottosegretario all'aeronautica, che in un'occasione dichiara a tutti gli ufficiali che quello di Bassano è l'ex Ministero dell'Aeronautica, dal quale saranno scelti i migliori per spostare il Ministero a Bellagio. Questo avverrà all'incirca nella primavera dell'anno successivo. A questo punto la figura chiave è quella di Publio Mangione, che è un pilota dell'aeronautica che diventa tale nel corso del primo conflitto mondiale e che, come vedete, diventerà direttore del mensile illustrato dell'aviazione repubblicana, del quale verranno in realtà pubblicati solo 2 numeri. Ebbene, eccoli qua, i 2 numeri son questi. Nel primo caso no, ma nel secondo caso è proprio Publio Mangione che realizza il primo piano del futuro, anzi in questo caso già sottosegretario generale Bonomi, e sotto invece è quello, l'altra immagine è del maggiore Adriano Visconti, che era un asso della caccia italiana, a capo appunto di un gruppo, di uno stormo della Aeronautica Nazionale Repubblicana. Ecco, più tardi, vedete appunto in quest'altra immagine, sempre con la scritta Publio Mangione, quel generale di cui vi dicevo, e c'è il saluto ai camerati germanici che termina
viva Hitler, viva il duce. Chi è questo Publio Mangioni? Allora, di madre tedesca, che era in contatto con gli ambienti artistici di Monaco di Baviera, visse ventenne a Parigi, che era il cuore della cultura artistica o dei movimenti artistici, consegue, come vi dicevo, nel 18 il brevetto di pilota e finita la guerra si trasferisce in Francia, prima a Parigi e poi a Reims, come costruttore edile e grafico pubblicitario, essendosi laureato in ingegneria. Qui si sposa e ha 2 figlie. La maggiore è quella ospite di cui dicevo nel titolo, un ospite illustre, che studia a Parigi il ginnasio e poi si trasferisce appunto a Reims. E a quel punto, quando il fascismo è in auge, siamo dopo l'impresa d'Etiopia, la dichiarazione dell'impero, Publio Mangione e la sua famiglia vengono in Italia e in particolare ad Alatri, in provincia di Frosinone, e l'immagine che vedete qui è proprio del liceo classico di Alatri con la stessa Lucette, che era il nome in francese, che è in seconda fila, l'avrete riconosciuta confrontando le 2 immagini. Ecco, qui c'è un tratto che preme dire, perché era un'italiana quando aveva studiato in Francia e la chiamavano Petite Macaroni. Quando arriva a finire la scuola superiore in Italia è la francesina, quindi abbastanza spiantata come crescita e formazione. Tant'è che in un certo momento, priva di radici, lei stessa, parlando di sé, si dichiara aliena da se stessa e dal tempo in cui viveva. Fatto sta che arriva in Italia con una famiglia dichiaratamente fascista, perché la madre a Reims aveva aperto una sezione del partito fascista mettendo insieme tutti gli emigranti di origine italiana, e la motivazione della Croce al Merito rilasciata per la gioventù italiana del Littorio dice molto. Giovane italiana, la sigla era quella, intelligente e studiosa, partecipa con zelo esemplare alle adunate e alle manifestazioni indette dall'organizzazione, dimostrando di trarne il massimo profitto. Rimpatriata dall'estero dopo vari anni, quando era iscritta alla Gioventù Italiana del Littorio Estera. Ecco, ed è per questo motivo che il discorso della figlia si sovrappone a quello del padre, perché dopo il 10 giugno viene richiamato come pilota di velivoli da bombardamento sul fronte greco, però è presto trasferito all'ufficio stampa in qualità di fotografo e cineoperatore di guerra. Solo nel 1942 su Ala d'Italia, che era la pubblicazione dell'aeronautica, presenta ben 32 suoi ritratti, come quelli che vedete qua. Ed è proprio per questa abilità propagandistica o pubblicitaria o grafica, meglio dire così con un aggettivo neutro, che quando il ministero si trasferisce a Bassano, Publio Mangione, a capo proprio dell'ufficio propaganda, arriva anch'egli a Bassano e si porta ovviamente dietro la famiglia, compresa quella che adesso si chiama Luce, da Lucette diventa Luce, la quale a Bassano, arriva nel novembre, viene a sapere da voci che circolavano dell'esistenza di campi di concentramento, di campi di sterminio o comunque di campi di lavoro in Germania. Essendo lei dichiaratamente fascista, di una famiglia dichiaratamente fascista, non crede a queste voci e, aggiungo io, nel pieno dell'adolescenza, sceglie di scappare da casa e andare personalmente a vedere se quelle voci erano vere.
E così l'8 febbraio lascia Bassano, va a Verona, prende il treno e parte per andare a lavorare in Germania. E qua vedete appunto la sua tessera a un'industria, la Siemens e Halske, che produceva apparecchiature elettrotecniche, elettroniche, radio, così, per l'esercito. Lei stessa poi pubblicherà un libro, Deviazione, che già allude a questa scelta di abbandonare la famiglia e andare direttamente in Germania. Racconta perché lo fece. Avevo 18 anni quando il governo Badoglio, in seguito all'armistizio, aveva rovesciato il fronte contro l'alleato in piena guerra ed erano cominciati i rastrellamenti tedeschi con una confusione di idee, un terrore, ognuno abbandonato a se stesso, che si nascondeva come se gli ideali di prima fossero stati delitti e i giuramenti parole al vento. Allora avevo voluto mettermi alla prova per controllare se anch'io mi ritiravo alla prima difficoltà. Ero affannata come adesso, alla ricerca della decisione migliore. Pensa e scarta, pensa e scarta. Avevo capito che l'unico modo per toccare con mano la verità tra fascisti e antifascisti, se ne dicevano tante che non ci si raccapezzava più, era quello di accettarmi personalmente. Compreso questo, mi conveniva andare nei posti intorno ai quali se ne contavano di più grosse, ovvero nei lager. Ecco perché l'8 febbraio, fuggita di casa, volontaria per la Germania come semplice operaia, coi ritratti di Mussolini, di Hitler nello zaino, sicura del fatto mio. Ma dopo qualche mese che stavo in campo di lavoro presso Francoforte, coi compagni si era organizzato uno sciopero di fabbrica. L'IG Farben, che è quella che poi produce il famoso Zyklon B, era l'industria in cui lei arriva a lavorare. Ma qui la sua volontà di conoscere, di capire com'era l'universo concentrazionario nazista, la mette dalla parte delle lavoratrici russe, che erano il livello, se gli russi, i prigionieri russi erano un livello più basso nella gerarchia dei lager, le lavoratrici erano ancora più basse, proprio sotto uomini maschi e sotto donne le femmine. E qui si schiera dalla loro parte, va a protestare perché la loro zuppa non è buona o non è allo stesso livello delle altre. Questa è una mappa del lager e si vede che, queste le russe, la mappa del lager. Il lager degli slavi era popolato il doppio del lager per gli occidentali, pur nelle stesse dimensioni. E siamo a IG Farben, la società industriale che utilizzò più di tutti i deportati, 83.000 solo nel 1944, e come si dice c'era oltre un centinaio di reparti. Ecco, in queste circostanze viene a conoscere proprio il romanzo, non so come chiamarlo, romanzo o opera, descrive in maniera crudissima, proprio fredda, distaccata, tutte le violenze, le crudeltà, le violenze subite, tutti i modi di vita, proprio fin nei dettagli. E questa freddezza rende la descrizione ancora più potente, ancora più efficace. Partecipa, come ha detto, a uno sciopero, tra l'altro parlava bene francese e tedesco, viene scoperta e tacciata come comunista, imprigionata, tenta di suicidarsi. A quel punto, lei che non aveva più voluto sapere della famiglia, il padre si dà da fare, riesce a individuarla, viene dato a lei il suo vero nome e cognome, cosa che aveva sempre nascosto in precedenza, e viene portata in Italia, arriva a Verona e avrebbe dovuto poi proseguire per probabilmente Bassano, oppure, se non ho avuto modo di trovare notizie migliori, il padre fosse stato già a Bellagio. Arriva alla stazione di Verona Porta Nuova e a quel punto rifiuta di andare a casa.
decide di tornare per la seconda volta in mezzo ai lager, in mezzo alle persone più vessate. La seconda volta, scrive, partì per una vera e propria scelta sociale. E qui arriva a Dachau, e appena arriva le dicono, ecco qua, Verona, le dicono: bacia per terra che non t'hanno sbattuto in un loro bordello, 19 anni e femmina, che vai a sperare la libertà nel Terzo Reich. Ed è in queste circostanze che partecipa ai soccorsi a Magonza. Il 27 febbraio del 45 era riuscita a fuggire, viveva in mezzo alle fogne, letteralmente, perché aveva trovato lì da lavorare. Arriva questo ennesimo bombardamento e lei accorre a soccorrere i feriti, le persone sepolte. All'ultimo momento, quando stava per farlo, le cade addosso un muro che la rende paralitica alle gambe, e in più, essendo questo crollo effetto delle bombe al fosforo, ha anche tutta una serie di bruciature dalle quali per anni soffrirà. E a questo punto viene soccorsa, aiutata, gira per reparti psichiatrici o ospedali, reparti di ortopedia, subisce numerose interventi che però non sono risolutori. E altra pagina che vi propongo, perché dice bene la personalità: ai primi di maggio, siamo già alla fine della guerra, la pace arriverà il 7 per la Germania. C'era stata un'ispezione di ufficiali di sanità americana. Mi trovavo in giardino sotto una quercia tra una fila di letti. Mi vidi presto che gli altri tedeschi avevano paura. Senza che nessuno chiedesse loro niente, giuravano e spergiuravano di non essere mai stati nazisti. La viltà mi ha sempre disgustata. Quando si fermarono davanti a me e seppero che ero italiana, il più autorevole disse, come per Tran: fascista no. E invece fascista sì, gli risposi. Chiamarono un interprete e s'aprì l'interrogatorio. Risultò che ero stata fascista, iscritta al GUF, Gioventù Universitaria Fascista, fanatica, e che in Germania ero stata antinazista convinta, ma per quanto riguardava l'idea fascista in particolare non potevo formulare un giudizio, a parte l'alleanza con Hitler, essendo i problemi italiani da troppo tempo fuori dai miei interessi diretti. Alla conclusione mi espressero la loro stima per la mia sincerità e dignità. L'ufficiale mi fece recare un grosso pacco militare e da quel giorno mi presero sotto la loro protezione, venendo ogni tanto qualcuno di loro a visitarmi con doni, e ci si capiva a segni o in tedesco. Ecco, questa è quella che, finita la guerra, dopo aver percorso tutti questi itinerari, questi luoghi durante il conflitto, viene a tornare, ovviamente in carrozzella, accolta benevolmente da suo padre, si laurea in lettere e filosofia, studia all'università e incontra il suo futuro marito Pacifico d'Eramo, del quale prenderà il cognome, e diventa una figura di spicco, di riferimento, anche se impiegherà decenni, è lei stessa che lo dice, per poter interiorizzare le esperienze che aveva vissuto. Pubblica varie occasioni, varie circostanze, ma soprattutto ecco, Deviazione, che raccoglie 4 scritti diversi che in parte si sovrappongono, esce nel 79 ed è un grande successo, un romanzo di antropologia e conoscenza, scrive qua, che viene tradotto in francese, giapponese, tedesco e spagnolo, e nel 94 ne è stato tratto anche un film tedesco. Poi incontra il Papa, diventa amica di Moravia, Camilla Cederna, Elsa Morante, scrive la biografia di Ignazio Silone,
conosce, diventa amica di Zavattini, scrive romanzi, articoli, saggi, critici e biografie. Sono quasi verso la fine, giusto? Ecco. Questo sarebbe da sottolineare perché, eccoli qua, il film, il Papa, le biografie, quando si suicida Primo Levi, lei scrive: finiamola con questa storia del trauma infantile. Chi ha spinto al suicidio Amelia Rosselli non sono i fantasmi del passato, ma l'indifferenza del presente. Ed è una nota molto forte. Ebbene, l'ultima pubblicazione, l'ultima edizione del libro che ho qua, ci riporta a Bassano, perché la copertina ritrae la straniera di Bortolo Sacchi, che abbiamo l'onore di custodire in questo museo. E siccome quest'anno cade l'80° anniversario dell'eccidio del Grappa, e ogni volta che incontravo Gianberto Petuello mi chiedeva se avevo trovato qualcosa, se avevo novità, voleva essere sempre informato. Per concludere, riprendo le parole di Luce d'Eramo, che in parte contengono una risposta alle domande continue che mi poneva il professor Petuello. Secondo me non ci sono modelli di comportamento. Chi ha lottato per la libertà, per la giustizia, non ci dice come possiamo lottare noi, ci dice che è possibile farlo, che è sempre possibile ritentare da capo. Così ho fatto io. Ho cercato di raccontare per che vie e attraverso quali errori ho cercato di diventare più umana. Grazie. Che dire, è scioccante. A parte tutti i discorsi, mi pare giusto sottolineare questo modo di fare storiografia, cioè studiare quella parte che era vista sempre come ostracizzata, no? Perché i fascisti, cioè bisogna studiare anche questa storia, altrimenti non ne verremo mai fuori. Grazie. Grazie. E adesso passiamo la parola a Giuseppe Cecon, detto Beppe, anche lui un neofita della storia. Però come vedete, quando c'è la passione per un certo argomento, e Beppe è sempre stato appassionato per automobili, aeroplani, tutto quello che poteva essere di meccanica. Quando andavo a trovarlo eravamo molto giovani, lui mi faceva vedere i disegni di automobili che faceva, schizzi favolosi che tracciava in poco tempo. Questa passione si è trasformata adesso in ricerca storica, perché gli è venuta l'idea di esaminare come Bassano è stata bombardata. Quindi colleghiamoci al precedente discorso. L'aviazione ha sorvolato anche qua, ha bombardato un po' anche qua. Prima mi veniva in mente che in queste aree ci sono stati combattimenti aerei sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. L'aviazione poi ha colpito varie zone della Valsugana, per esempio il Cismon, sarebbe da studiare. Ha colpito a Levico. Io sono originario di Levico e so che lì l'albergo Regina, dove c'era il comando della marina tedesca, è stata bombardata dagli aeroplani che, scendendo dal Pizzo, hanno raso al suolo l'albergo con tutto il personale che c'era. E quando ero giovane andavo a giocare tra le rovine di questo albergo Regina.
dove ora ci sono le terme di Levico. Bene, a te la parola. Grazie. Qualcuno potrà chiedersi come mai, cosa c'entra questo racconto con Gianberto Petoello. Gianberto Petoello è stato un mio grande amico e una sera eravamo grazie. Funziona? Sì? Sì? Bene. Eravamo sotto questa che tutti conoscete e che riguarda la prima guerra mondiale, ovviamente. E io gli ho detto: Gianberto, ti risulta che sia stato fatto qualcosa del genere per la seconda guerra mondiale? E lui, dritto come il solito, mi ha detto: no, e sarebbe bene che tu ci pensassi. Praticamente è quello che io definisco un benevolo sculaccione, culturale sculaccione, ecco. E a quel punto ho cominciato a interessarmi della cosa, ringraziando Paolo Pozzato, che mi ha segnalato la documentazione che c'è qua in biblioteca storica, e Francesco Tessarolo, che mi ha segnalato la presenza di documenti a Vicenza, non si sapeva dove, poi abbiamo capito che era l'Archivio di Stato, per fortuna, e ho cominciato a studiare questa documentazione. Si parla di, qua a Bassano, di un faldone abbastanza grosso, dove dentro ci sono tutti i 482 rapporti d'allarme che ha fatto l'ingegner Vito Azzalin, che era allora il capo dell'ufficio tecnico comunale, e molta altra documentazione. Io li ho tutti i 482 rapporti d'allarme li ho trascritti, virgola appunto, parolina per parolina, e poi ho cominciato a fare i pellegrinaggi Bassano, Vicenza e ritorno, innumerevoli, dove all'Archivio di Stato di Vicenza c'è questo grossissimo fondo che si chiama Danni di guerra, perché nel 1953 è stata emanata una legge, nel dicembre del 1953, che consentiva a chi aveva subito danni sia dal punto di vista dei beni immobili ma anche dei beni mobili di chiedere il risarcimento. Tutta la questione era affidata alla Finanza, alla Guardia di Finanza, e lì ho trovato e trascritto, almeno nei punti essenziali, più di 780 fascicoli riguardanti richieste di danni di guerra, riguardanti beni immobili in stragrande maggioranza e anche beni mobili presenti in comune di Bassano durante gli ultimi mesi di guerra, perché adesso vedremo, Bassano è stata interessata dai bombardamenti a cominciare dal 4 gennaio del 45. Questi, io ho saltato tutta la storia del bombardamento, da quando è nato, lasciamo perdere. Questi sono i bombardieri pesanti che agivano nella seconda guerra mondiale. E quelli due sopra penso che li conosciate tutti. Questo è il famoso B-17, questo è il B-24, che è quello che poi interesserà Bassano, e questo è il famoso Lancaster inglese. Ecco, questi tre aggeggi facevano queste cose qua. Questa è una inedita, credo, mappa di origine tedesca, dove si dice la percentuale di distruzione che è stata fatta dagli bombardamenti alleati in Germania. C'è un riquadro che riguarda qui in alto la Ruhr, che era la parte più industrializzata della Germania. Qui c'è la leggenda, Erklärung,
E qui ci sono le percentuali di distruzione delle varie città che sono state bombardate. Vedete che si passa, che so, dalla Gross Berlin, che è stata praticamente bombardata per il 50%, distrutta per il 50%, come Amburgo. Poi ci sono città che invece sono state distrutte molto di più, vediamo quasi 3/4, eccetera, eccetera. Questa era la capacità distruttiva che avevano i bombardieri già nella seconda guerra mondiale. E qui abbiamo un esempio lampante. Prima Francesco ci ha fatto vedere Magonza, questa è Colonia, una delle città maggiormente distrutte, è stata bombardata in più riprese. L'Italia come si era preparata per la guerra? Allora, la difesa, è chiaro che contro i bombardieri ci sono da prendere provvedimenti, perché nessuno può fermare i bombardieri, diceva quel generale italiano che è un po' il profeta del bombardamento aereo. E era divisa in due parti la difesa contraerea in Italia, cioè la difesa contraerea attiva, che si chiamava DICAT, difesa contraerea territoriale, che consisteva sostanzialmente in sistemi di avvistamento dell'allarme, la caccia e l'artiglieria antiaerea. E poi c'era quella passiva, che era praticamente rifugi antiaerei, protezione monumenti e opere d'arte, antincendio, Croce Rossa e tutte quelle cose ovvie. Qui abbiamo due immagini che ho messo così velocemente. Una è, e qui si vede già qualcosa di quello che dirò dopo, il famoso CR42. Non c'entro io. Perché mi fa sta roba? Il CR42, scusate, che era il caccia, e questa è in versione del CN, caccia notturna, perché si vede che è dipinto di nero e che ha il prolungamento del tubo di scarico, perché normalmente usciva qua, ma però abbagliava il pilota e quindi di notte non doveva farlo, quindi erano prolungati. Con questo mezzo si pensava di... E questo è un pezzo di artiglieria della prima guerra mondiale che serviva da pezzo antiaereo. Cioè stiamo capendo che... E qui vi faccio vedere, credo che pochi conoscano questa cosa. Nella riunione della commissione, della Commissione Suprema di Difesa a febbraio 40, presenti Mussolini, Badoglio, Bergia, che era il sottocapo di Stato Maggiore, Pricolo, sottosegretario dell'Aeronautica, Soddu, Galeazzo Ciano e Italo Balbo. Si discuteva della difesa, sia attiva che passiva, contraerea. E viene fuori che Badoglio se ne esce dicendo dare l'allarme dove non ci sono ricoveri sia un danno, perché è tagliato il discorso. E qua già mi sento se fossi stato vivo allora mi sarei molto preoccupato, ma poi il Mussolini raggiunge il massimo dice il problema dell'allarme nell'interno dell'abitazione può considerarsi inesistente per una ragione di carattere fisico, e cioè che in tempo di guerra la sensibilità dell'udito dei cittadini si affina e perciò è prevedibile che in ogni fabbricato un gruppo di persone ipersensibili daranno essi l'allarme e qualche volta anche dei falsi allarmi. Basterà il loro tramestio per avvertire tutto il fabbricato, tutta la via e praticamente tutto il quartiere. Ogni commento credo sia inutile, non stiamo qui ad affondare il coltello nella ferita. Ecco qui Bassano. Qui vedete la batteria contraerea più grossa che c'era a Bassano era radunata qui, erano 3 batterie dei famosi pezzi da 88 mm Rectius 8,8 centimetri, perché i tedeschi usavano i centimetri, sopra un certo calibro. E praticamente qui siamo, queste sono le smalterie, ma accidenti cosa sto a fare? Le smalterie, la caserma Montegrappa, questa è via Gaidon,
e quindi siamo immediatamente a est di via Gaidon. Qua c'è la villa Baroncello, esatto. Questa è la via. E erano le 3 batterie, erano radunate qua. Questa è una foto ovviamente fatta dagli alleati, perché poi dovevano, la ricognizione doveva capire dove si doveva andare a parare quei bombardamenti. Infatti verso sì, in aprile del 45 in uno dei bombardamenti prima hanno curato, e qui mi rifaccio a quello che diceva Francesco col fosforo, perché aveva fosforo bianco, per la precisione, che aveva 2 effetti. Il primo era quello di accecare, perché faceva un fumo micidiale, ma poi il fosforo bianco brucia e non c'è modo di spegnerlo. Quindi era una maniera per rendere le batterie contraeree inoperanti. Non va, perché non va? Oh, signore. Ecco, vediamo se... ma c'è quella... Come mai c'è sta roba qua? Cavolo, via. Oh, vabbè, adesso è andato, ma l'ha fatto lui. I rifugi antiaerei qua a Bassano qui sono 4, ma in realtà erano di più. Sì, gli Eccellini. E sono descritti non funziona più, non capisco come mai. Beh, vabbè, andiamo qua, dai. Vai avanti tu, dai. Grazie. C'è quel... Ah, ok. No. Vabbè, comunque a Bassano ci sono stati, come dicevo, grazie. Ci sono stati diversi allarmi, in totale 879, tutti elencati perché ce n'erano anche a volte 5, 6, 7 al giorno. E si arriva il 4 gennaio dove a Campese c'è stato il primo bombardamento con vittime di Bassano. 4 gennaio 45. Prima una miriade di allarmi, prima di cominciare dall'11 mi pare, il primo era stato il 13 gennaio del 41, però fino al 4 gennaio 45 non è successo nulla. Qui dei cacciabombardieri, che poi vedremo, bombardano, io presumo, non ho però trovato documenti che mi confortassero su questa ipotesi, che puntassero al ponte canale di Campese, perché era quello che serviva per alimentare la centrale elettrica di Cabarzizza, per cui distruggendo il ponte canale la centrale elettrica non aveva più alimentazione idraulica e di conseguenza la corrente elettrica se ne andava. La bomba, una delle bombe che è caduta su Campese quel giorno là, ha colpito, vedete il cerchio rosso, quella casa in via Villa, praticamente la piazza di Campese è qui sulla destra. Questa è la villa attualmente di Trevisani, dove c'è il ristorante Trevisani, ed è questo spazio in mezzo che era occupato da un edificio. Qui si vede a sinistra la foto che ho fatto io, dove si vedono ancora i resti degli intonaci, dei solai e dei tramezzi che interrompono gli intonaci. Lì è caduta la bomba, 4 morti. C'è con Angela, non mia parente, Pertile Maddalena, Fantin Paolina 14 anni, e Badomer Luigi, e 10 feriti. Questo è stato il primo grosso fatto dovuto ai bombardamenti a Bassano. Pochi giorni dopo, 6 giorni dopo, questo vabbè è il monumento che c'è al cimitero di Campese, dove sono elencati le 4 vittime e altri 2 che sono stati fucilati, presumo, dai nazisti.
Questo è appunto il cacciabombardiere P-47 Thunderbolt del 57° gruppo caccia, che era quello che agiva sempre su Bassano. Quasi sempre nei rapporti si trova che era questo che aveva inizialmente partivano dalla Corsica per venire fino qua a Bassano. Quando poi gli alleati hanno risalito la penisola, era di base vicino a Grosseto, quindi molto più vicino, perché c'era l'operazione che stavano facendo le forze aeree alleate, era quella che si chiamava operazione Strangle, che vuol dire strangolare. Qual era lo scopo? Lo scopo era quello di interrompere tutte le linee di rifornimento da nord a sud. Allora erano sulla linea Gustav, quindi a Cassino, erano fermi là da mesi e mesi e non riuscivano a sfondare, e questi aerei avevano lo scopo di cercare di interrompere i flussi di rifornimenti che i tedeschi mandavano giù. Non ci sono riusciti. C'è un documento che io ho trovato in internet, l'ho scaricato, un lungo studio fatto dagli americani dopo la guerra, che dicono appunto che non sono riusciti a combinare nulla. L'unico vantaggio che hanno avuto in questa operazione è stato di rallentare molti spostamenti delle truppe tedesche, perché spesso Kesselring, che era il comandante in capo, doveva spostare truppe perché non aveva molte riserve o quasi nulla, poca roba, e quindi doveva farle transitare di qua e di là a seconda dove c'erano i punti più critici. E questo invece è stato un effetto che è stato raggiunto da questa operazione Strangle. E qui arriviamo 6 giorni dopo di quello che abbiamo visto prima, del 4 gennaio a Campese. 6 giorni dopo, 10, arriva il giorno peggiore per Bassano. Qui siamo, questa è la statale, quella che sarebbe la statale 47 del Motton. Questa è la via Rivoltella Bassa che va giù verso quella che adesso è la Conca d'Oro, cosiddetta. Questa è la villa che attualmente è di proprietà di Manfrotto, che prima era di Balestra, e questa è la casa dei Coloni. Questa casa è stata completamente distrutta e sono morte 8 persone. Tutta la famiglia Torresini, escluso il figlio Francesco, che poi vedremo. E sono cadute diverse bombe e 2 hanno centrato in pieno la casa e sono morti tutti 8, padre, madre e 6 figli. Scusate, ho sbagliato. Ecco qua, questa è una foto già pubblicata più volte. Il padre, madre e qui con i figli. Questo è il figlio Francesco, l'unico sopravvissuto con le urne dei suoi familiari. Questa è la lapide che c'è nel lato nord della casa, dell'edificio, che chi viene da nord verso Bassano la vede, e qui è lui che è di fronte alla casa che è stata ricostruita quasi uguale. E questo è quello che lui dichiara dopo la guerra: eravamo una famiglia serena, eccetera, eccetera. Lui descrive che c'erano questi 6 aerei che giravano nel cielo. Io mi nascosi perché lui era a scuola a Bassano, le maestre avevano l'ordine, quando c'erano gli allarmi, di sbolognare via i ragazzi. Vabbè. E poi lui si è rifugiato in una piccola trincea, dice, e poi è caduto. Poi cosa è successo? Che lui è tornato verso casa, l'hanno fermato e gli hanno detto fuori dei denti: la tua famiglia non c'è più. È stato da una zia qui a Bassano per un certo periodo e poi è stato adottato da un'altra famiglia Torresini, non parente, di Cartigliano, che sono diventati poi i suoi genitori. Ecco qua, qui arriviamo al motivo, come dicevo prima, dei bombardamenti su Bassano, che era quello di distruggere i ponti. Questo qui è, si vede qui l'esplosione della prima bomba, che è il 15 gennaio, che ha colpito il Ponte Nuovo, o Ponte della Vittoria per essere più corretti. Questo è il Tempio Ossario. E qui cominciano le azioni proprio
puntate sul ponte. Pochi giorni dopo, 2 giorni dopo, altre incursioni. Il 27 c'è stato un mitragliamento in località Portile, vittima perché mitragliavano i treni, ovviamente per i motivi che dicevo prima. Fochista Mainenti morto, ferito il capotreno. 7 febbraio altre azioni, vado via veloce. Questa foto però è riferita a giorni successivi, non all'8. Qui ci fu una vittima l'8 febbraio, sempre nel tentativo di distruggere il ponte, e primo Lucadello, padre di 3 figli, è stato ammazzato. Invece questo che vedete, il danno dell'arcone ovest del Ponte Nuovo, per i bassanesi inutile fare discorsi di Ponte della Vittoria perché è il Ponte Nuovo per noi. Il giorno 10 febbraio, altra incursione, viene appunto colpito l'arcone ovest, è troncato di chiave per oltre 1/3, e la lesione, vedete che qui viene proprio limitato il traffico, perché ovviamente avevano timori che la statica non reggesse più. 7 o 8 feriti a seconda delle fonti, e qui li ho elencati. Il giorno 11 altra incursione. 13 febbraio questa volta è stato colpito ancora il ponte, e qui notare che si parla di comando germanico della strada. Questo che vedete virgolettato è quello che ho trovato nei documenti, non è che me lo invento io, e danno la prescrizione che il traffico deve passare per il ponte di legno, quindi il ponte vecchio, con veicoli distanziati di 60 metri, e può passare al massimo 8 tonnellate. Possono pesare al massimo 8 tonnellate. Altra cosa interessante è che quel giorno si dice che sono colpite le smalterie con conseguente distruzione di tutti i macchinari e apparecchiature. Qui apro una parentesi, è anche abbastanza. Nel fascicolo che ho trovato all'Archivio di Stato di Vicenza, per le smalterie è un fascicolone grosso così, ho trovato, loro chiedono non so quanti milioni di allora, quindi si parla dopo il 53, quindi erano milioni pesanti, chiedono danni. C'è una lettera credo della Finanza, se non ricordo male, che risponde: questi danni quali chiedete ai tedeschi. Ecco. Poi a Campese il 20 un'altra incursione, viene ferita una signora, Vidale Olga. Io sono molto, vedete che tutte le vittime, i feriti li ho tutti evidenziati, perché bisogna avere rispetto per questa gente che ci ha rimesso la pelle oppure hanno avuto ferite, eccetera. Qui c'è un altro fatto, questo del 26, e qui c'è un altro aneddoto. Mia mamma mi raccontava di questo fatto, di questo morto davanti all'asilo Monumento Caduti in viale 11 febbraio, e mia mamma mi diceva che era uno che aveva il carretto a trazione animale. E io un giorno, parlando col senatore Piero Fabris, gli ho detto, ragioniere, lei si ricorda di questa cosa? No, non ho mai sentito. Ho parlato con un altro mio caro amico, anche lui che non c'è più, che a quei tempi andava alle medie al Graziani e abitava in via Colomba, quindi passava per via 11 febbraio, e mi ha detto: come no, l'ho visto io per terra che aveva la testa spaccata, perché cosa è successo? Probabilmente è caduta una bomba sull'asilo Monumento ai Caduti, sarà volato via qualche pezzo di muro, l'ha preso in testa, eccetera. Quindi confermato quello che mi diceva mia mamma. Ci furono anche altri feriti, eccetera. Adesso qui vi faccio vedere una cosa, anche questa inedita. In questa incursione del 9 marzo, cadute 12 bombe sul Ponte Nuovo, vicino al Ponte Nuovo, e c'era la casa di questa signora Ventura Luigi,
E qui da notare un'altra cosa che adesso io non voglio tirarla troppo per le lunghe, il sistema allarmi a Bassano era un disastro, ve lo dico subito, perché succedeva che non suonava arrivavano gli aerei, sentivano gli aerei, non suonava l'allarme, l'ufficio tecnico telefonava: "Uè, e come mai non fate suonare le sirene?" "Ah, noi non abbiamo ricevuto ordini." Oppure, peggio ancora, arrivavano ordini da Padova o da Vicenza, perché normalmente arrivavano dai capoluoghi di provincia, ma qualche volta, l'ho trovato nei documenti, quelli del DICAT dicevano: "No, noi non azioniamo le sirene perché io devo ricevere l'ordine da Padova o da Venezia o da Vicenza." Cioè, quindi c'era probabilmente una catena di comando disastrosa e vabbè, così era. Eccola qua la casa della signora Ventura Luigia. Vi faccio notare, qui è la casa prima della cura, vedete questo traliccio della corrente elettrica ed eccolo qua, prima e dopo. La casa, vedete, questa è il Ponte Nuovo, praticamente Viale Diaz, questo è il Brenta, il nord è in giù, la casa era qui e questa è la planimetria della casa. L'11 marzo probabilmente sono state distrutte quelle case, proprietà Casagrande, che vedete a sinistra distrutte, e qua a destra quello che c'è attualmente, in piazzale Cadorna sostanzialmente. 29, qui abbiamo la prima incursione del così famoso Pippo, che è un nome che veniva lo chiamavano in Italia in tutte le maniere, Ciccio Ferroviere. Adesso non mi ricordo più vari tipi di nomi, comunque Pippo era quello più. Erano in realtà, non era un solo aereo, un solo tipo di aereo, erano 5 tipi di aerei diversi che viaggiavano di notte e facevano i famosi nuisance raids, cioè sarebbero raid di disturbo. Lo scopo era quello di non far dormire la gente, perché pensavano gli alleati, se questi non dormono di notte lavorano peggio di giorno, e siccome quasi tutti dovevano lavorare, quasi tutti, in buona parte dovevano lavorare per i tedeschi, era anche quello uno scopo che loro volevano raggiungere. Vedete il numero delle bombe a farfalla che sono state sganciate, guardate qui, dicono il rapporto dell'ufficio tecnico parla di 200 inesplose e 200 invece che sono esplose. Vi faccio vedere, eccolo qua, questo qua credo sia, non so se è inglese o americano, questo manifesto, che forse veniva sganciato, ma non credo perché è in inglese, quindi comunque dicono chiaramente che queste bombe potevano anche affondare nel terreno, che esplodono o a contatto del terreno, cioè al momento della caduta, oppure entro 30 minuti dalla caduta, oppure quando sono mosse o scosse. Quindi praticamente creavano un campo minato che era difficilissimo tra l'altro, perché appunto non sapendo se scoppiava, aveva mezz'ora di tempo, poteva scoppiare in questa mezz'ora in qualsiasi momento, era un disastro. Qui a destra vedete com'è la bomba, la chiamavano a farfalla per ovvi motivi, perché si apriva e quindi aveva questa casa che tutti penso i bassanesi conoscono, è di fronte a quello che una volta in via Angarano, appena di là del Ponte Vecchio, in Angarano, di fronte a quello che era il Cavalletto, l'albergo al Cavalletto. Il rapporto che ho trovato dice appunto che sull'albergo Cavalletto, sul tetto, sono cadute diverse bombe che sono esplose e hanno fatto quei danni là che molti pensano che siano dovuti alla battaglia di Bassano dell'esercito di Napoleone. Ma guardando quei fori là non sono tangenziali, perché se fossero francesi, a parte la dimensione, insomma, sono tutti quanti perpendicolari, quindi sono scoppiate le bombe a farfalla proprio di fronte. Adesso è stato restaurato l'edificio proprio pochissime settimane fa, per fortuna hanno avuto l'intelligenza di lasciare la traccia di questa. E qui altro bombardamento il 7 aprile,
6 marchesane, il 7 aprile è stata distrutta la famosa e vecchia Osteria La Colomba. Io non potevo usarlo perché non ho il permesso del museo, della biblioteca, ma c'è quella famosa incisione dell'Ovison dove si vedono i giocatori de Bae, no? le bocce. Era proprio là, distrutta, e difatti il proprietario ha chiesto l'indennizzo sia per la distruzione ho trovato i documenti ovviamente, sia la distruzione dell'osteria, dell'edificio, e sia della corte di bocce. 2 richieste diverse. E qui arriviamo al giorno 23 e qui cominciano i guai grossi. Il 23 arrivano i B-25, che sono bombardieri medi, non pesanti, non sono quelli che abbiamo visto all'inizio, sono bimotori e fanno 4 vittime, bombardamento, e poi ci sono altre persone che non si trovano più, come potete leggere. Adesso vado via abbastanza veloce. Eccolo qua. Questo è il B-25, da notare che ha la sigla 8U in coda, vedete? Ebbene, da un rapporto che ho trovato su un altro testo, uno dei bombardieri, questi B-25 che sono venuti sopra Bassano, aveva la sigla in coda 8U. Non è detto che sia proprio lui, perché magari l'hanno ridipinto, ma però era uno che aveva questo tipo di cosa. Questa credo sia, anzi sono sicuro che è inedita. Questa è la foto fatta dalla ricognizione americana dopo il bombardamento, subito dopo il bombardamento del 23 aprile. E qui vedete il Ponte Nuovo, il Ponte Vecchio, Palazzo Bonaguro, questo è il brollo del Palazzo Bonaguro, e questa è tutta la zona a ovest dell'ingresso del Ponte Nuovo fino giù, più in basso. Qui una cosa molto interessante è che le bombe scusate, i tasti. Le bombe che sono cadute qui nel brollo del Palazzo Bonaguro si dicono malfunzionanti, quindi non sono esplose. Tanto è vero che quando hanno costruito quell'edificio lungo che c'è sul lato est del brollo del Palazzo Bonaguro, nell'aprile del 93 è stata trovata una bomba inesplosa. Il mio amico Angelo Bettiardi, che non so se c'è in sala, non credo, mi aveva detto che aveva un incartamento fatto dai artificieri che gli avevano fatto, eccetera. Purtroppo non l'ha trovato, non è più in grado di trovarlo, quindi abbiamo perso della documentazione. Un'altra cosa che vi faccio notare su questa foto, che è abbastanza interessante anche se non c'entra con i bombardamenti, se guardate qui in alto vedete che ci sono delle opere. Qui c'è una trincea fatta a zigzag, vedete? E qui siamo nella zona praticamente di via Passalacqua, dove c'erano delle fortificazioni, delle opere difensive fatte fare dalla Todt probabilmente, perché i tedeschi pensavano chiaramente di creare un punto di resistenza lì sulla. Questa qui è la statale 47, quella che era la statale 47, via Brigata Basilicata, e lì volevano praticamente fermare. Probabilmente in uno di questi punti qua si era fermato Francesco Torresin, quando dice che io mi sono fermato in una piccola trincea per ripararmi, eccetera. Oppure ce n'erano anche più su, ma comunque. E questo è anche questo inedito, è il rapporto di missione fatto da per quella missione del 23 aprile su Bassano. Vedete che dice qua Bassano, RDBR vuol dire Road Bridge, cioè ponte stradale, e sempre il 488esimo squadrone di bombardieri B-25, come vedete qua, e qui tutti i dettagli dell'azione, addirittura i tempi che davano sulle spolette delle bombe, che dovevano scoppiare alcune subito all'impatto, altre dopo, perché se dovevano colpire particolari
obiettivi tipo edifici, capannoni e cose del genere, regolavano in modo diverso. E qui dice una cosa interessante, che 8 bombe non sono state sganciate, se le sono riportate a casa perché avevano sbagliato il canale radio. Uno dei sistemi di sgancio delle bombe che usavano gli americani nel 1945, non negli anni prima, era anche via radio, cioè davano un comando radio e queste andavano giù. E avevano sbagliato il canale radio, le bombe se le sono ritornate a casa. Per fortuna, diciamo, no? Ecco, credo che qua possiamo andare avanti. E qui arriviamo al 24 aprile. Questa volta si parla pesante, bombardieri, quadrimotori, 20 pesanti, 4 motori B24. E cosa succede? Succede che sono 2 gruppi che bombardano, il 459esimo e il 454esimo. Questo che vedete in foto qua è il bombardamento del 459esimo, fatto malissimo, se si può usare questo termine per un bombardamento, perché vedete che le bombe esplodono da qui, siamo praticamente, questo è il viale dei Cipressi della Trinità, e quindi appena a nord-est della chiesa della Trinità, fino a questa è la caserma Montegrappa di viale Venezia. Le bombe sono sparse e lì abbiamo ovviamente danni. Io ho trovato tutti i documenti che parlano di tutte le richieste di risarcimento danni sparse fino là in cima. Il riquadro nero ovviamente è l'obiettivo, il punto di mira, che è il Ponte Nuovo. E questo invece è il bombardamento del 454esimo gruppo. E questo è molto più accurato. Voi sapete la differenza forse tra precisione e accuratezza, ma adesso non stiamo andando troppo per i dettagli. Questo qui, come vedete, hanno distrutto il ponte. Questo è stato il bombardamento del 454esimo gruppo, che ha distrutto il ponte nuovo, demolito completamente. Vi ho messo una freccia rossa qua perché qui c'è un fumo di un'esplosione che è a Villa San Giuseppe. E Villa San Giuseppe, eccola qua, dove è stata danneggiata? Naturalmente nel posto più bello. Il vano scale tutto affrescato, potete vederlo, e il salone nobile, che è questo qua, anche lui tutto affrescato, eccetera, eccetera. Poi non so che fine abbiano fatto questi comunque non ci sono più. Qui vabbè, la classica immagine, il macello a sinistra, tutto demolito, semidemolito, il Ponte Vecchio con la parte distrutta dai partigiani che hanno fatto saltare il Ponte Vecchio, cioè non è funzionato tutto perché in realtà loro avevano minato tutto il ponte, ma è saltato solo questa parte, e perché lo scopo era quello di fare in modo che gli alleati non bombardassero il Ponte Vecchio, perché sennò distruggevano tutto il centro di Bassano. Quello era lo scopo. Eccolo qua, qui adesso andiamo via un po' veloci, il Ponte Vecchio, il Ponte Nuovo demolito completamente. Eccolo qua, in fondo si vede la chiesa della Trinità con il viale dei Cipressi. Eccolo qua, qui sto guardando verso sud-est, e qui bombe inesplose, ne hanno trovate un sacco, se ne sono trovate anche fino al 93, come vi dicevo prima. Questo è un fatto che mi ha raccontato il senatore Piero Fabris. Questa è via Bonaguro, le case Bonaguro. Una bomba è caduta qui, sull'angolo di questa casa, ha sfondato il tetto, ha sfondato il solaio tra il piano primo e il piano terra e si è infilato sotto qua dove c'era la latrina. Si è proprio infilata, mi diceva il senatore Fabris, nel buco della latrina, perché allora non avevano evidentemente il water e quelle cose là. Da quello, non essendo poi esplosa, è nato l'iniziativa degli abitanti di fare questo capitello. Il capitello che vedete a metà circa di via Bonaguro è stato fatto per, come si legge qua, vedete, a Maria Celeste Madre, perché salvano le nostre vite, eccetera. E quello è il capitello. Qui siamo, penso lo riconosciate tutti, il Palazzo Pozzobon, questa è via Marinali,
i borghetti, e questa qui è la salita di via Mure des Bastions. E scusa? Stringo. E questa invece è come si trova, era allora. Quella dietro, dietro qua è il campanile della chiesetta dell'Angelo. E qui poi hanno fatto un cinema all'aperto, io mi ricordo bambino che ci sono andato, e questa è la villa Compostella Michele, che era lì vicina e che non c'è più ovviamente. E questa invece è di fronte, dall'altra parte, sempre in via Marinali, guardando verso il Tempio Ossario, e qui è stato distrutto tutto. Qui vedete, sempre in quella zona là, si vede addirittura qui in fondo dove c'è la freccia rossa, questa è via Verci. Quindi hanno liberato, diciamo, tutto. Questa è la casa angolo via Mure Bastion, via Marinali, che è stata distrutta. E questa via Muro del Bastion, la casa Freilino, che è stata praticamente demolita, eccola qua a sinistra ancora. E questa invece è salita o discesa a Brocchi, a seconda di dove si guarda, che le case proprietà Bizzotto sono state distrutte. Via Campomarzio, la famosa, la chiesa del Redentore, qui si vede a destra come è stata distrutta con il suo campanile a vela. Questa è via Campomarzio guardando verso sud, in fondo c'è la casa di mio nonno Giuseppe, che ha chiesto anche lui, ho trovato la richiesta, i danni di guerra, e questa invece guardando verso nord, di nuovo la chiesa, il campanile a vela della chiesa del Redentore. Qui siamo tra via Schiavonetti e via Portici Lunghi, dove c'è stato, adesso c'è quel grande condominio fatto a U, là era tutto distrutto e anche alcune edifici di via Bellaviti sono stati danneggiati. E qui arriviamo a quello che dicevamo prima, il museo. Questo è il chiostro del museo bombardato, e qui altre foto via museo a destra e anche là. E questa è la casa, un edificio che era in questa posizione. Questo è il ponte, la testata ovest del Ponte Nuovo, Viale Diaz, e questa è la casa che c'era. Vi faccio notare la discesa che va giù verso via Macello, quanto era più bella di quella che c'è adesso. Che adesso è veramente una cosa brutta. Ecco, per finire, queste sono le zone del centro storico che sono state praticamente rase al suolo, le ho indicate in rosso. E questa è la liberazione, questa sono il battaglione Queens of Battle dell'88esima divisione americana, che stanno uscendo da Bassano per andare verso la valle del Brenta. Vedete, rallentare, suonare, eccetera. Questa è una cosa già edita, tutto il riassunto che ha fatto l'ingegnere Zalin di tutte le cose, danni, eccetera, eccetera, sono stati fatti dai bombardamenti. E questo è il piano di ricostruzione, che è quello che doveva poi programmare la ricostruzione di Bassano. Ci sono delle cose tremende, ve lo dico subito, tanto per farvi vedere, e finisco. Avevano intenzione di raddrizzare via Marinali, vedete qua? Volevano buttare giù la casa di mio nonno per collegare via Campomarzio col piazzale Cadorna. Volevano fare questa strada che collegava il viale della stazione, il viale delle fosse con praticamente via Museo. Volevano demolire viale Venezia, prolungarlo per poi scendere giù in via Barbieri e varie altre amenità che per fortuna. L'unica cosa che è stata realizzata è stato il ponte sopra i Portici Lunghi, che è qua, perché qui era tutto distrutto, come abbiamo visto prima. Io ho finito. Grazie Beppe, decisamente interessante, e speriamo di vedere presto un prodotto cartaceo da poter conservare, perché vale la pena. In primavera ci sarà, adesso qui vi ho fatto vedere poco di quello
che ho fatto. In primavera ci sarà la pubblicazione del libro a mia cura di tutto il lavoro che è durato quasi 5 anni e quindi Sì, deve essere stata una paziente e lunga ricerca. Ecco, lo so. Diciamo che il tuo lavoro rende giustizia anche alle persone che sono state danneggiate, morte, ferite. Ecco, ce ne sono. Guardando qua ho visto uno, Fabri Sidalo, era il mio vicino di casa, faceva il sarto e mi faceva le giacche. Cioè, mio fratello, vero, lo può confermare. Questo, diciamo, per un bassanese è uno spunto, perché vede cos'è successo anche a persone che ha conosciuto, ferito durante il bombardamento, come tu dici. Ti ringrazio. Se ci sarà tempo poi faremo delle domande, però adesso abbiamo l'ultimo intervento, quello di Giovanni Favero. E qua finiamo col botto, perché l'argomento è quanto mai forte. Cedo la parola, grazie. Non ho una presentazione e visto che per motivi cronologici sono collocato alla fine, cercherò di, nonostante la mancanza di immagini, non annoiare. Quando Paolo Pozzato mi ha invitato a proporgli qualcosa da presentare per questa giornata, da storico dell'economia e abbastanza di età contemporanea, ho pensato che potesse essere interessante presentare una riflessione sul miracolo economico a Bassano, tentando di leggerlo in prospettiva storica, cioè anche guardando all'indietro per capire che cosa è accaduto. La ricerca che c'è sotto è quella di 2 libri, uno più sulla storia amministrativa e politica e l'altra invece sulla storia economica e delle imprese bassanesi, però questa riflessione vuole anche aprire spazio a approfondimenti di ricerca più nuovi e soprattutto ad alcune linee interpretative di quel che è accaduto nel miracolo economico. Perché il miracolo economico a Bassano è importante? Perché di fatto è il momento in cui non solo Bassano, ma gran parte della nostra regione e delle regioni limitrofe cambia in maniera radicale, totale. E di quel cambiamento che più o meno, tenendoci larghi, il miracolo economico vero e proprio va dal 57 al 63. Tenendoci larghi possiamo dire che va dall'inizio degli anni 50 alla fine degli anni 70 in regione, quindi è una trasformazione che accelera in quel periodo ma è molto più lunga. Può essere letto da molti punti di vista. Per decenni è stato letto cercando di capire il successo del modello del nord-est ed è stato anche rivendicato come fondamentalmente il frutto di un'azione imprenditoriale, quindi il risultato di qualcosa di voluto e costruito direttamente da persone dei nostri luoghi e a Bassano con risultati particolarmente di successo, nel senso che Bassano è anche una realtà economica che riesce ad essere più resiliente di altre di fronte a crisi esterne, perché gioca su settori diversi. Questa è la caratteristica specifica del territorio. Allora, la prima rivendicazione, guardando all'indietro, è quella degli imprenditori che hanno costruito il miracolo economico. E c'è del vero nel fatto che quella generazione di imprenditori ha saputo e potuto agire in maniera diversa da quanto era stato fatto prima di loro e da quel che sarà fatto
con maggiore difficoltà più tardi, perché la ricostruzione, la guerra e poi la ricostruzione aprono una serie di possibilità che non c'erano. Uno degli argomenti importanti che riguarda la lettura della fase della ricostruzione in tutta Italia è che noi la chiamiamo ricostruzione, ma in gran parte è stata una pura e semplice costruzione. Cioè non si è ricostruito quello che c'era prima. Non c'era grande riverenza verso il passato, che era 20 anni di fascismo, e il fascismo a sua volta aveva fatto in buona parte piazza pulita del passato liberale e di quel che c'era prima. Quindi una situazione molto libera, con nel bene e nel male, nel senso che poter costruire da zero significa anche poter buttare via molte cose, poter decidere di agire in vista del bene economico senza preoccuparsi troppo di tutte le altre conseguenze sull'ambiente, sulla società stessa, eccetera. Quindi ci sono aspetti negativi, ma nella rivendicazione degli imprenditori è soprattutto una rivendicazione positiva. Certamente alla fine di quel periodo si stava, e tuttora si sta meglio di come si stesse all'inizio, quindi c'è questo aspetto. Tuttavia, se si va a leggere all'indietro, al di là di appunto l'innegabile capacità di cogliere le opportunità che si aprono in un mondo che vuole costruirsi ex novo, ci sono anche fattori diversi che fanno di Bassano, fattori non individuali, non legati all'iniziativa individuale, che fanno di Bassano una realtà che può permettersi in questo periodo di crescere in maniera notevole. Quali sono i vantaggi specifici dell'area bassanese? La posizione geografica, in qualche modo periferica, ed essere periferici può essere un vantaggio appunto in situazioni in cui si aprono novità, e anche di confine tra diverse province di pianura, confine tra pianura e montagna, e quindi snodo di comunicazioni. E coincidenza che emerge in maniera più fruttuosa dopo la fine della seconda guerra mondiale, la presenza contemporanea di competenze artigianali e manufatturiere di lungo periodo, nel mobile, nell'oro, nella ceramica, e la presenza invece più recente di una grande impresa metalmeccanica, le smalterie, che ha portato qui competenze, modi di lavorare, capacità organizzative che prima in una realtà artigianale e commerciale non c'erano. Questo comincia a intravedersi nei lineamenti che prende poi nel corso del miracolo economico negli anni 60, quindi in realtà alla fine della fase di crescita più forte, che riguarda in realtà soprattutto il triangolo industriale. Come funziona qui il lavoro più approfondito mio e di altri riguarda quel che accade con la presenza delle smalterie. Le smalterie portano, educano la forza lavoro locale, portando qui tecnici e forza lavoro dai paesi dell'Europa centrale, ex impero asburgico fondamentalmente, e in parte dalla Germania. Educano la forza lavoro alla meccanica fine, che non esisteva prima, se non applicata a piccole cose, alla preparazione degli stampi. C'è una narrativa sulla capacità di fare gli stampi e sul quanto cruciale fosse la competenza negli stampi nell'industrializzazione anche piccola dalle nostre parti, che è abbondantissima, e poi anche abilità specifiche che in quell'azienda erano cruciali, per esempio saldatura. Gli operai delle smalterie erano saldatori provetti, tanto che la leggenda vuole che nel momento in cui poi negli anni 80 Nocivelli della Ocean compra le smalterie, vuole cederle, ma si rende conto che ci sono cose che nelle altre fabbriche del gruppo non sanno fare, ma gli operai delle smalterie rimasti
questi, sapevano fare, quindi quella fabbrica aveva competenze specifiche. Quindi queste competenze non crescono solo per diffusione interna, con l'apprendistato interno, ma anche perché l'azienda stessa finanzia la scuola di avviamento, finanzia una scuola serale per gli operai, quindi si fa in qualche modo, è consapevole della necessità di formare la manodopera al di là di quello che accade in fabbrica. Queste competenze circolano fuori dalla fabbrica, come avviene in tutti i distretti industriali. C'è molta c'è stata, oggi c'è meno, molta retorica su quanto contino sulla coesione sociale. No, il meccanismo dei distretti industriali è piuttosto semplice. Non si riesce a trattenere le competenze e le innovazioni perché gli operai se ne vanno a lavorare da una fabbrica all'altra e portano con sé tutto quello che di nuovo hanno visto dentro la prima. E questo ovviamente accade di più nel momento in cui la fabbrica va in crisi, perché la gente comincia a uscire, a mettersi in proprio, a lavorare per qualcun altro, e diffonde capacità, cultura industriale, eccetera. Ed è lì che i due fattori che giocano nel miracolo economico di Bassano si incrociano, perché questi operai che escono da una grande azienda metalmeccanica vanno a lavorare invece di solito o per chi produce piccoli macchinari per le aziende dei settori leggeri o direttamente nei settori leggeri, e contribuiscono a meccanizzare le produzioni tradizionali. La concia, citavo prima il mobile e la ceramica, ma sono anche la concia, appunto l'oreficeria, e quei settori prima, se avessero voluto fare un salto di qualità, avrebbero dovuto comprare macchinari da lontano, spesso dall'estero, e macchinari che non erano costruiti per le loro esigenze. Uno dei vanti degli imprenditori che hanno fondato aziende durante il miracolo economico è quello di saper rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente. È una cosa che torna molto nelle memorie o nelle testimonianze degli industriali che abbiamo sentito per il libro sull'economia bassanese. E questa cosa è importante. Vuol dire che se io fondo un'azienda che mi fa torni per la ceramica, quei torni saranno costruiti in base a quel che serve alle aziende che me li acquistano. Impossibile da fare se io vado a rivolgermi al mercato. Paradossalmente, rispondere alle esigenze del cliente è esattamente quello che le smalterie non sapevano più fare, perché le smalterie, in una logica tutta fordista, si dice, di grande azienda, puntavano moltissimo a ridurre i costi, ma senza una grande visione di che cosa il mercato voleva da loro, a partire dalle pentole smaltate, gloria della produzione locale, ma ben poco richieste nel periodo in cui l'acciaio inox era il materiale per la cucina. Questo è, a mio parere, il meccanismo che spiega l'accelerazione che si vede a Bassano e che poi spiega anche l'altro fenomeno importante, cioè il fatto che quando le smalterie falliscono, al di là del trauma per la popolazione, dal punto di vista economico c'è una capacità di riassorbire l'occupazione facendo partire la piccola impresa nel giro di 5-10 anni, che per altre aree che perdono la grande impresa non esiste, cioè significa bisogna aspettare 20-30 anni. Questo meccanismo spiega un po' l'innesto di quelle capacità sulla produzione tradizionale, spiega questa felice in quel momento capacità di andare oltre, nonostante questo sia in realtà la fase avvertita come la fase di maggior cambiamento. Se pensate semplicemente dal punto di vista culturale, è il momento in cui la fertilità dimezza. La gente si dimezzano le nascite a Bassano attorno alla metà degli anni 70. Non è solo trauma o cattive condizioni, è anche un cambiamento culturale che chiaramente è accelerato dalle trasformazioni. Dal lato invece
diciamo, più profondo, più economico, ci si può chiedere, va bene, ci sono gli uomini che hanno saputo cogliere le occasioni, anche una generazione più emancipata, più capace di innovare. C'è questo meccanismo di trasmissione delle competenze tra settori diversi, ma e i capitali? Chi ce li ha messi? Perché per far partire aziende che poi restano non basta avere capacità innovativa e saper fare. E quel che emerge, e questa è una linea che probabilmente si potrebbe allargare come linea di ricerca, emerge quella che in maniera un po' vetero si potrebbe definire un'accumulazione originaria che consente al territorio di partire, che purtroppo ha a che fare con il lato meno bello del miracolo economico, ovvero a Bassano, come nella maggior parte delle aree periferiche d'Italia, cioè al di fuori del circondario delle grandi città, la regolamentazione degli usi del suolo, vale a dire il piano regolatore, arriva con almeno 10 anni di ritardo rispetto a quello che il legislatore, prima ancora che le esigenze di sviluppo urbanistico, avrebbe voluto. E quindi arriva tardi. Il piano regolatore di Bassano è una buona, bella impresa portata a termine alla fine degli anni 60 e poi realizzato, cioè costruito negli anni 70, ma se ne era parlato alla fine degli anni 50, quindi 10 anni dopo. E quel progetto di piano regolatore è andato completamente in fumo per l'opposizione di diverse parti, i professionisti stessi, l'industria edilizia, il timore che facendo il piano regolatore a Bassano non siamo una grande città, quindi tutto lo sviluppo finirà fuori dai confini che sono vicinissimi, in fondo a Viale Venezia, il confine con un altro comune. Quindi questo ha sventato la regolamentazione. In assenza di regolamentazione, gli anni 60, che sono la fase di sviluppo della città, sono anche la fase di espansione selvaggia di aree destinate sia a residenza che ad attività produttive, da cui nasce il tipico paesaggio veneto, capannone, casa, villetta, capannone, che non è che sia bellissimo dal punto di vista estetico e nemmeno dal punto di vista della salvaguardia del territorio. L'azienda inquina, chi ci abita vicino si respira, si beve, si mangia tutto ciò che esce dall'azienda, eccetera. Però questo significa che chi aveva un campo o due, ed erano tanti che avevano un campo o due, ereditato o magari anche acquistato per mettere via i soldi in fase nell'inflazione post bellica, poteva facilmente ottenere una licenza edilizia, si chiamavano all'epoca, e trasformarlo in terreno fabbricabile, moltiplicandone in certi momenti per 10 il valore. Ovviamente, se un terreno diventa fabbricabile, che prima o poi si fabbrica, ma non è che lo scopo o l'effetto principale fosse questo. Questo è l'effetto negativo. Se moltiplico per 10 il valore del mio terreno, quando vado in banca, le banche non danno soldi scommettendo sull'iniziativa imprenditoriale, danno soldi dietro garanzie reali. E vado in banca con un terreno che vale 10 volte quello che valeva prima e posso ricevere un credito corrispondente al suo valore nuovo e con quel credito provare a costruire qualcosa, investire, eccetera. Quindi, se vogliamo parlare di aspetti di quale meccanismo con effetti anche negativi ha reso possibile l'accumulazione di capitale necessaria a far partire il miracolo economico, dobbiamo andarlo a cercare proprio nella gestione del territorio e in quella corsa alla fabbricabilità. Le dimensioni di sto fenomeno. Intanto non parliamo del comune di Bassano, parliamo dell'area bassanese. La definizione di un'area bassanese, non abbiamo, come sappiamo, una provincia, è complessa. L'Istat usa un criterio abbastanza realistico e contemporaneamente flessibile, che è quello dei sistemi locali del lavoro. I comuni che hanno tra loro uno scambio di popolazione
uno scambio di pendolarismo, spostamenti casa-lavoro, privilegiato al loro interno. E si possono definire delle mappe che ovviamente cambiano nel tempo. L'apertura della Pedemontana ha cambiato completamente il sistema locale del lavoro della nostra zona. Però per il periodo che ci interessa, il sistema locale del lavoro, anche perché le strade cominciano a essere costruite negli anni 70 e di solito non le portano a fine, va più o meno da Enego Cismon fino a Schiavon e Rossano a sud, e da Molvena e Pianezze fino a Fonte Paderno a est. Non coincide con i confini provinciali, scavalla, vabbè, tipico di un'area anche a confine della provincia. Dal 51 all'81 la popolazione di quest'area aumenta del 50%, mentre gli occupati nell'industria raddoppiano. Questo dà l'idea di quale sia la misura dello sviluppo. La cosa, d'altra parte, interessante, che invece ci dice qualcosa su come avviene questo sviluppo, è che Bassano passa dall'avere un quarto del totale dei lavoratori nell'industria ad avere un quinto. Quindi in realtà la quota di Bassano nel corso del miracolo economico si restringe e il picco di occupati nell'industria a Bassano si tocca nel 71, no, in mezzo c'è la crisi delle smalterie, e nell'81 il numero di occupati nell'industria è ritornato a essere, non il numero, scusate, la percentuale di occupati nell'industria, la popolazione è cresciuta, è tornata a essere quella che era nel 51. Quindi nel 51 Bassano era già una città industriale perché c'erano le smalterie. Cresce fino al 71, le smalterie chiudono e ritorna allo stesso livello che aveva prima. Nel frattempo invece l'area bassanese aumenta in maniera notevole e ovviamente tutti i comuni contermini, soprattutto Cassola Romano, Pove, quelli più vicini a Bassano, crescono ancora di più. Loro raddoppiano la loro quota industriale. Questo, diciamo, da bravo storico economico, per dare un po' le dimensioni del fenomeno. Ho cominciato a dare un'idea del rovescio della medaglia, ma forse vale la pena insistere un po' di più, visto che stiamo guardando a questo fenomeno non in maniera apologetica, ma in prospettiva, quindi provando a riflettere su quanto è cambiata la nostra società in quel periodo. Allora, l'aspetto negativo principale, l'ho già accennato, è il consumo di territorio, come si tende a chiamarlo. Consumo di territorio che presto diventa un limite per lo stesso sviluppo economico. Cioè, già negli anni 70 è diventato evidente che il modo in cui si era gestito il boom non funzionava e non apriva possibilità, non era stato lungimirante, non apriva altre possibilità. Esempio banale, che tanto per citare di nuovo il senatore Fabris, più volte citato prima, Fabris si rimproverava e rimproverava alla gestione fatta. Quando negli anni 70 il piano regolatore si fa anche per inquadrare una serie di progetti viari che dovevano passare per Bassano, che sono la superstrada che doveva scendere da Trento, biforcarsi e proseguire da un lato verso Venezia, dall'altro verso Padova. Si arriva a fare la circonvallazione di Bassano, si prosegue verso Tiene, ma a sud non si passa e non si passerà mai. Cioè, il Veneto centrale è un blocco di case e capannoni che non si riesce a sfondare. Poi materialmente chi ha bloccato i lavori, il punto in cui si è fermata la costruzione della superstrada è stata Rosà per i coltivatori di asparagi. Ma se andavano avanti ne trovavano altri di ostacoli. E quindi non è possibile attraversare quell'area. Tant'è vero che l'autostrada pedemontana ci gira intorno, passa sopra e se voglio andare sotto devo girare attorno a quel blocco di case e capannoni.
In prospettiva della qualità di vita va anche detto che l'altro aspetto negativo del consumo di suolo è l'inquinamento vero e proprio, cioè dell'acqua, dell'aria, del terreno, che in tutta l'area padana e pedemontana è tra i più alti d'Europa. Noi abbiamo casi, a parte i casi di contaminazione delle falde acquifere, ma un livello di inquinamento dell'aria che in Europa è uguale soltanto nella Slesia, che è la regione mineraria, miniere di carbone della Polonia, e sappiamo perché, tra l'altro miniere utilizzate durante la fase del socialismo reale e quindi con criteri ambientali poco prudenti. La conseguenza di queste cose non è banale, si muore di più e si muore prima che in altre aree del continente europeo. Bassano in parte è fortunata perché sta a monte, sta allo sbocco della Valsugana, il vento porta via fino a un certo punto, e anche le falde che arrivano sono meno contaminate di quelle che arrivano in pianura. Però è soprattutto su questo, mobilità sostenibile, condizioni ambientali, che si giocano le prospettive di sviluppo future. Un'ultima questione, poi forse un'ultima questione che mi sono posto è: ok, quindi imprenditoria che comunque gode anche di essere una generazione che vede le novità. Contaminazione tra competenze della grande fabbrica e tradizioni artigianali. Accumulazione di capitale giocando sull'uso del terreno, del territorio. Ma che cosa c'è di specifico a Bassano che lo spiega? Io credo poco all'interpretazione, l'ho già detto prima, ma forse vale la pena che lo ripeta, all'interpretazione dello sviluppo locale come frutto di coesione sociale, cioè la retorica dei distretti industriali, la retorica sociologica dei distretti industriali come risultato del fatto che ci sentiamo tutti una famiglia, eccetera. Io credo che il conflitto nella vicenda bassanese abbia giocato un ruolo altrettanto forte della coesione, anche se questo conflitto, per legittimarsi, si è quasi sempre presentato come una battaglia in nome di tutta la comunità contro chi ne ha tradito la fiducia. Pensate ai Westen e alle smalterie nel momento in cui Bassano si è rivoltata, perché mesi e mesi di copertoni bruciati davanti al municipio, ma si è rivoltata, come dire, contro un nemico in qualche modo visto come esterno, anche se era perfettamente interno prima, ma aveva tradito, che nelle modalità un po' classiche delle rivolte di età moderna. Quindi la rivolta non è per fare la rivoluzione, ma è perché c'è un patto tradito, e quindi va cambiato. Va detto che quegli anni 70 di conflitto, e per questo dico che il conflitto forse è più importante per spiegare il successo del modello bassanese rispetto alla coesione. Gli anni 70 sono a Bassano e in altre zone, tutte dell'area pedemontana, un laboratorio di movimentini sindacali e politici che provano a interpretare una situazione che è nuova, perché questo sviluppo delle piccole imprese è uno sviluppo completamente selvaggio, e lo si capisce subito, e che sfugge a tutte le regole che governavano la grande fabbrica. Questi fanno quello che vogliono. Allora, la mobilitazione avviene in maniere molto curiose. Su questo c'è un numero della rivista venetica, Rivoluzioni di Paese, che abbiamo curato e assieme ad altri studiosi, e che raccoglie tutti questi esempi. Ci sono gli insegnanti che portano ad Arzignano gli alunni a raccogliere i campioni d'acqua nel torrente per misurare i livelli di inquinamento. Oppure gli studenti universitari che portano gli slogan della nuova sinistra dentro le fabbriche piccole, dove capiscono che non funziona niente di quello che fanno a Torino o a Milano, e bisogna cercare di comportarsi diversamente, e si inventano anche nuove modalità di conflitto che in qualche modo hanno il merito di essere una reazione della comunità locale che porta a
smussare le punte più pericolose e più acute di quel modello di sviluppo, punte che tra l'altro avrebbero compromesso lo sviluppo stesso. Va ricordato, sempre tra gli aspetti negativi, che mi piace citare sempre una battuta di Franco Amatori, che è uno dei maggiori, adesso sta male, ma è uno dei maggiori storici dell'impresa in Italia. Quando gli parlavano di industrializzazione senza... era Fua, che parlava di industrializzazione senza fratture nel nord-est d'Italia, la battuta di Amatori era: tu stai parlando dell'industrializzazione senza fatture. Ed era anche un'industrializzazione senza contributi pensionistici e senza depuratori. E soltanto la reazione della comunità locale, gli scioperi, gli studenti che vanno nelle fabbriche, gli insegnanti che portano i bambini a raccogliere campioni, che permette di evolvere a quel modello di sviluppo. In area abbiamo la lotta per il contratto dei ceramisti di Nove del 71, immortalata da Tina Merlin nel suo libro, e spesso questo dimostra che, al di là della retorica sull'imprenditore che si fa da solo senza freni sul mercato, solo i vincoli imposti dalla società e dal sindacato, che siano capaci, forti, capaci di farlo, hanno potuto rendere obbligatorie prima che possibili tutta una serie di innovazioni sociali, la medicina del lavoro, le 150 ore, che hanno permesso che non collassasse quel modello di sviluppo, perché senza quelle cose, che sono ancora viste retoricamente come ostacoli, noi staremo molto peggio. Quindi il miracolo economico non è solo una storia di animal spirits che fanno gli imprenditori, ma anche della capacità di una società forte di porre dei limiti senza uccidere naturalmente l'imprenditoria. Tornando a quello che è specifico di Bassano, io credo che un elemento importante e che è di lungo periodo, non è solo del miracolo economico, sia la contaminazione tra cultura tecnica e cultura artistica, in senso proprio. Si parte dalla bottega, è stata una scoperta fatta studiandolo, non era un'idea, un'intuizione che c'era prima. Si parte dalla bottega di Jacopo da Ponte. I Remondini, che, come faranno le smalterie, aprono una scuola, pagano una scuola di incisione che poi il comune di Bassano, prima che chiudano, si fa carico di tenere aperta e diventa la scuola di disegno. In una città piccola, nella scuola di disegno possono studiare assieme quelli che faranno gli artigiani e i tecnici e quelli che faranno gli artisti e andranno alle belle arti a Venezia. E però studiano fianco a fianco. E quindi, per dirla retoricamente, chi si occupa del bello e chi si occupa dell'utile può vedere cosa fa l'altro. E quindi questa commistione tra arte, artigianato e industria consente di inventare cose anche con salti, perché pensiamo a Bussandri e al mobile d'arte, anche con salti logici che sono però il nervo, diciamo il nutrimento della iniziativa imprenditoriale. E quindi questa a me pare una peculiarità bassanese che si fatica a ritrovare al di fuori dell'area. Si ritrova a Nove, si ritrova nei dintorni, ma non in altre località. Grazie. Grazie per questa relazione, perché offre degli spunti interessantissimi ed è possibile fare degli approfondimenti, delle riflessioni eccezionali. E grazie a tutti per essere intervenuti. Purtroppo non abbiamo potuto fare il question time, ma abbiamo il tempo che abbiamo e abbiamo approfittato al massimo per le relazioni. Ecco. Quindi arrivederci. Vuoi venire qui, Paolo, per concludere? Ecco. Allora, proprio telegrafico.
facendo sì. Telegrafico. Allora, innanzitutto un ringraziamento a tutti gli amici storici che avete sentito oggi e che hanno accettato il mio invito, la mia provocazione a dire ricordiamo Gianberto facendo il suo lavoro, facendo gli storici. Quindi innanzitutto un ringraziamento a loro. E poi un invito che vi faccio, nel senso che personalmente mi piacerebbe che questa giornata avesse un seguito il prossimo anno e negli anni a venire. Nel senso che mi piacerebbe che gli storici bassanesi avessero un'opportunità, e Gianberto potrebbe essere la provocazione giusta, per trovarsi a parlare di quello, come avete visto oggi, di quello che sta loro a cuore, quello che stanno studiando in questo momento. Con un invito a voi anche uditori, di contattarmi o di contattare chi volete, perché l'anno prossimo è il 2025. Vuol dire che un quarto del XXI secolo se lo siamo già lasciati alle spalle. Ora avete sentito nella relazione del professor Favero che dall'almanacco economico ci siamo spostati in avanti. Però ecco, ci sono tanti temi dalla vita di questa città, di questa istituzione. Prima c'era il professor Rigoni in sala, mi piacerebbe una sua relazione sulla vita del museo quando lui era il direttore, a fenomeni come gli anni di piombo vissuti a Bassano con protagonisti che ci sono stati nella vita bassanese e anche di quegli anni. La stessa politica bassanese di cui oggi non abbiamo parlato, senza dimenticare tutto quello che è il passato e che Franco per primo magistralmente oggi ci ha raccontato. Quindi ecco, l'invito mio, l'augurio mio è quello che ci sia la volontà da parte di tutti, dell'amministrazione innanzitutto, ma anche vostra, di volere di nuovo questa giornata l'anno prossimo con altri relatori, con i relatori di quest'anno, perché no, cercando di appunto continuare, come voleva Gianberto, ad approfondire quella che è la nostra vita cittadina e il nostro essere bassanesi. Chiudo con un ricordo, me lo lasciate fare, un ricordo di Gianberto. Allora, quando venne attribuito il premio Città di Bassano a Vittorio Andolfato, mi ricordo che avevo vicino Gianberto. Allora, a un certo punto gli ho detto: "Senti Gianberto, ci sono 2 cose, e non so se essere più allegro o più triste". E mi fa: "Perché?" Più triste, dico, perché secondo me il premio Città di Cultura forse lo meritavi tu prima di Vittorio. Più allegro perché visto la sfiga che porta, spero proprio che non te lo diano, che tu resti con noi a lungo. Grazie. Grazie. Arrivederci allora. E continuiamo con lo studio e viva Bassano.